Sì, buongiorno, eccoci di nuovo rientriamo in diretta anche oggi, domenica 26 aprile, sono le 12:11 minuti. Sono ore decisive queste, sì, per la ripartenza. Si sta riunendo la task force di Colau, il governo sta lavorando, lo vedete anche dal nostro titolo, al piano delle ripartenze, ma per un aggiornamento in tempo reale siamo collegati in diretta via Skype con il sottosegretario all'interno Achille Variati. Buongiorno, buona domenica Variati. Buongiorno, buona domenica anche a voi, anche se qui è una domenica di lavoro. Una domenica di lavoro perché per l'appunto state svolgendo il tema delle ripartenze. Si parlava di una comunicazione del Premier Conte entro la serata. Ci può dare un po' la tempistica e la panoramica di quello che sta succedendo? Ovviamente tutti i cittadini capiscono che il tema delle riaperture, stiamo parlando ovviamente di riaperture per il 4 di maggio, è un tema molto delicato, non possiamo sbagliare, altrimenti torniamo indietro e vanifichiamo questo mese e mezzo di sacrifici che tutti noi abbiamo fatto. Ultimi ritocchi, ci sono 5 grandi questioni che saranno prese in considerazione e su cui il Presidente Conte, se non stasera, sicuramente domani comunicherà il tutto agli italiani, anche perché è giusto che le attività e i cittadini si organizzino per martedì, per il 4 di maggio. Il primo riguarderà gli spostamenti. Che cosa sarà consentito? Non è che ci sarà la piena libertà, però certamente saranno possibili spostamenti, soprattutto all'interno della regione, ovviamente garantendo quel distanziamento di almeno 1 metro tra persona e persona, anche all'interno di un'automobile, qualora dovessero viaggiare persone non della stessa famiglia. Sarà possibile riprendere quasi sicuramente l'attività motoria all'aperto, anche un po' lontani, non più solo nella prossimità dell'abitazione, per capirci. Poi il secondo capitolo sarà gli esercizi commerciali. Purtroppo la ristorazione e i bar dovranno attendere ancora prima di riaprire come al solito, però potranno farlo con l'asporto e saranno fissati dei criteri molto precisi per la vendita da sport. Per tutti gli altri si va verso l'apertura, probabilmente con dei metri quadrati minimi che un punto vendita deve avere per far entrare più di una persona, altrimenti non potrà che entrare, ovviamente con la mascherina, eccetera, una sola persona alla volta. Poi ci sta l'altro capitolo che riguarda i servizi alla persona, parrucchieri, barbieri, toilettatori per gli animali domestici, eccetera. Ora, questi servizi alla persona andranno via via verso l'apertura, però solamente su appuntamento. Poi ci sono le attività produttive. Le attività produttive vanno verso la riapertura, però dovendosi garantire la salubrità dei luoghi di lavoro, secondo l'ultimo accordo raggiunto tra imprenditori, governo e forze sindacali, perché i luoghi di lavoro devono essere per definizione dei luoghi sicuri. Poi e saranno dettate le regole di questa sicurezza. E poi ancora i trasporti pubblici resteranno un punto molto debole, molto critico, perché se passiamo da un luogo, tra virgolette, sicuro, qual è l'abitazione, a un luogo che si cerca di far diventare sicuro, che è il luogo del lavoro, non è che possiamo muoverci poi nei trasporti come delle sardine dentro a una scatola, no? Quindi questo è l'aspetto più delicato. Ci dovremmo abituare a della segnaletica sui marciapiedi dove aspettiamo l'autobus, con dei cerchi dove ciascuno dovrà stare dentro in un cerchio. Non sarà possibile far entrare nel bus più di X persone,
si andrà verso sistemi di prenotazione, insomma non sarà più come prima. E infine l'ultimo capitolo, estremamente delicato, i test sierologici. Lei sa che ormai abbiamo deciso di fare un test importante a livello nazionale per renderci conto statisticamente di quanti sono ancora i positivi asintomatici, cioè che non sanno di aver contratto il virus e che realmente, oltre che potenzialmente, possono essere portatori del virus e dell'infezione. Attenzione che qualcuno non pensi che abbiamo già superato tutto. Un po' le ordinanze di Zaia sembrerebbero un po' andare verso questa direzione, no? Siamo ancora dentro al fatto che decine di migliaia, se non nel Veneto, per una statistica matematica che è stata fatta attorno al 5% della popolazione, potremmo avere non meno di 200.000 positivi in giro per le strade. Per cui intendo dire che il test sierologici da un lato e l'app, quel sistema si chiama Immuni, sarà di carattere volontario, ma che permetterà il tracciamento del nostro movimento, ovviamente con grande rispetto verso la privacy. Tutto questo è un altro grande capitolo di cui dovremmo parlare e dovremmo avere grande generosità. Quindi quella generosità attraverso l'app che finirà anche di superare, diciamo, definitivamente quelle autocertificazioni cartacee che abbiamo dovuto fare in tutto questo tempo. Quindi, il movimento fuori regione sarà ancora problematico, questo va sottolineato. Molto chiaro, sottosegretario. Per sintetizzare, quindi i punti sono questi: spostamenti, i temi sul tavolo della task force di Colao e del governo, spostamenti, attività motoria all'aria aperta, questo dal 4 di maggio, spostamenti all'interno della stessa regione, va sottolineato. Poi diceva gli esercizi commerciali ai quali sarà consentito l'asporto, ma le chiedo l'apertura con tutte le sicurezze del caso dal 4 o dall'11 maggio, perché si parlava dell'11 maggio. È uno dei punti che si stanno ragionando in queste ore. Diciamo che però un conto è l'asporto, un conto è il poter consumare dentro il locale. Ecco, questo del consumo dentro il locale avrà bisogno decisamente di un po' di tempo ancora. Cioè dobbiamo essere sicuri, in parole povere, che quella curva epidemiologica vada nel verso veramente giusto. Certo, poi c'è il punto dei servizi alla persona, parrucchieri, estetiste e quant'altro che per una prima fase potranno essere aperti solo su appuntamento con tutte le precauzioni del caso, una sola Anche persona. Qui sarà il presidente, sarà il presidente Conte che finirà bene, ovviamente, definirà bene i giorni, no? Cioè dirà ciò che sarà possibile fin dal 4, ciò che sarà possibile nella settimana successiva. Comunque stiamo andando verso questa tesi, ecco. Certo. Per quanto concerne invece le aperture anticipate, perché si parla anche di una deroga sostanzialmente per alcune attività produttive a partire dal 27, quindi da domani o comunque dai primi giorni della prossima settimana. Ci può delucidare anche questo aspetto? Ci metto un quasi perché appunto si sta ancora lavorando, però quasi sicuramente i signori prefetti saranno istruiti sul fatto di poter dare il consenso di aprire nelle loro province quelle attività che sono di interesse nazionale, oltre a quanto detto finora, perché fortemente orientate all'export. E se noi le tenessimo ancora bloccate, sempre con la salubrità, vero, dei luoghi di lavoro, se le tenessimo ancora bloccate rischieremmo, come dire, di perdere decise e forti quote di mercato all'estero, quindi con un danno notevole verso il lavoro. E poi il settore delle costruzioni, in particolare per quanto riguarda i settori dell'edilizia pubblica, diciamo dalle scuole alle strade, alle fognature, alle dighe e così via, insomma agli assetti idrogeologici, cioè questa parte che non può arrestarsi ancora perché potrebbe produrre dei guai all'interno dei territori. Attenzione,
si farà anche chiarezza definitivamente su ciò che possono dire e scrivere i governatori d'Italia rispetto all'impostazione generale del governo, perché qui stanno nascendo troppi fai da te e questo porta confusione, porta confusione. I governatori avevano la possibilità di mettere delle deroghe, cioè non delle deroghe, avevano la possibilità di emettere delle restrizioni maggiori rispetto a quelle del governo ed è potestà dei governatori togliere quelle restrizioni che loro avevano messe. Però attenzione, la liberalizzazione delle attività e le regole interpretative delle circolari ministeriali sono di competenza esclusiva dello Stato, se no viene fuori una di quelle confusioni da cui non ne usciamo più. Quindi l'ha detto anche prima, ma vorrei che lei fosse più diretto. L'ultima ordinanza di Zaia mi sembra, non le piace, insomma. Guardi, siccome stiamo andando verso le riaperture, non è questo il tempo di creare tensione tra lo Stato e la Regione. Quindi quell'ordinanza la si accetta come tale e verrà ben definita poi dal comportamento dei signori prefetti sulle attività. Attenzione però, perché andare da un comune all'altro, se prima non c'è l'ok dello Stato, questo provoca dei problemi, ecco, e potrebbero anche esserci delle sanzioni. Però, siccome stiamo arrivando ormai alle dichiarazioni di Conte, una volta che sarà chiarito tutto questo, sarà lampante su ciò che sarà possibile fare e ciò che non sarà possibile fare in Italia e nei singoli territori. Tutti, sottosegretario, si augurano una comunicazione molto dettagliata. Sarà così? Nel senso, le comunicazioni del Premier saranno dettagliate, spiegheranno per filo e per segno come sarà questa ripartenza, perché di fatto tutti si stanno chiedendo questo, c'è bisogno di una tabella di marcia chiara e precisa. Sono assolutamente d'accordo, è ovvio che la comunicazione agli italiani del Presidente toccherà i temi più importanti, no? Non andrà nel singolo dettaglio che invece farà il DPCM, cioè il decreto, e poi la stampa e voi delle televisioni sarete anche molto precisi nel dare le ulteriori indicazioni contenute nel DPCM. Comunque serve chiarezza, non solo serve chiarezza, ma serve anche velocità, perché se da un lato dopo un mese e mezzo ormai dobbiamo riprendere gradualmente e con i dovuti accorgimenti la nostra vita anche lavorativa, dall'altro non dobbiamo dimenticare che da questa maledetta vicenda del coronavirus non siamo ancora usciti. Per l'amor del cielo, che per comportamenti del dire ma ormai è tutto passato, quindi vado a trovare gli amici, vado a trovare i parenti, prendo la vecchia mamma, la porto a trovare il suo marito che ahimè sta in cimitero. Attenzione, faccio 4 chiacchiere con le amiche, attenzione, perché quel maledetto virus ancora è presente e quindi gli atteggiamenti nostri, le convivenze nostre ancora sono condizionate da questa vicenda. Mi raccomando, perché altrimenti faremo un grande, terribile pasticcio per la salute e per l'economia. Diciamo quindi che è una riapertura che arriva non perché ci sia una fine dell'emergenza sanitaria, ma arriva perché non si vuole creare e aggravare un'altra emergenza che è quella economica. Quindi è l'epoca del compromesso questo. No, però piano. Si apre per esigenze anche di economia e perché la parte acuta dell'epidemia ormai è superata, la parte acuta, e quindi è possibile tornare a fare una serie di attività non restando tutti noi barricati in casa, ma è una libertà, se posso dire, condizionata ancora per un po', altrimenti sarebbe veramente un grande guai.
Sottosegretario, approfitto della sua estrema chiarezza per ritornare sul discorso delle prefetture e di queste aperture anticipate per i settori strategici dell'export. Rendendo la tematica più veneta, parliamo soprattutto delle filiere connesse alla moda, allo sport system sostanzialmente, quindi si va verso una riapertura graduale di queste attività che sono profondamente connesse al sistema produttivo veneto. Guardi, la circolare che arriverà ai prefetti non è ancora arrivata, è ancora sul tavolo del Ministero, però la circolare chiarirà bene quali sono le attività al di là dei codici Ateco che in questa fase, in questa settimana, saranno possibili di aperture prima del 4 di maggio. Non aspettiamoci adesso che tutto riapra, dobbiamo far riaprire quelle attività che, ripeto, molto orientate al mercato, rischiano di perdere quote di mercato per cui poi non riaprirebbero più i cancelli perché hanno perso le commesse internazionali, e nel campo delle costruzioni tutte quelle attività legate all'interesse pubblico, quindi dei lavori pubblici, che se rimanessero ancora bloccate potrebbero produrre dei problemi. Su questo i prefetti avranno modo di fare delle valutazioni rispetto a una falsariga che il Ministero darà loro. Quindi ancora una volta mi consenta, voglio ringraziare i prefetti d'Italia perché nei momenti di emergenza è sempre toccato a loro. Sempre toccato a loro il grande compito di caricarsi sulle spalle una serie anche di decisioni a volte antipatiche, però necessarie e congrue rispetto agli orientamenti governativi. E ultimo flash, sottosegretario, lei è sottosegretario all'interno, i controlli, quindi proprio perché non c'è un liberi tutti e non ci sarà nemmeno stretto giro di posta, i controlli proseguono. Sì, proseguono con qualche difficoltà in più, lo devo dire, sul fatto che in Regione Veneto quell'ordinanza del Presidente Zaia qualche problema lo sta comportando, perché se il Presidente dice che si può andare al cimitero in un qualsiasi comune, io abito in un comune, posso andare al cimitero in un qualsiasi comune del Veneto, perché lì ho un amico, perché lì è morta una persona cara, eccetera, lei capisce che i controlli su strada diventano un po' più problematici, no? Perché se uno dice io vado al cimitero a Cortina, sì, gli faremmo scrivere del perché, chi è la persona cara che è morta al cimitero di Cortina. Insomma, ci vuole un grande coordinamento, ecco, che un po' sta mancando, ma spero per l'appunto che con la giornata di domani tutto venga definitivamente chiarito. Sottosegretario, grazie mille, grazie per il suo intervento molto utile e prezioso in questo momento. Buon lavoro, buona domenica. Grazie a voi. Grazie Sottosegretario. Adesso Bene. Ci colleghiamo con Lorenzo Maier da Venezia. Lorenzo, buongiorno. Lorenzo? Buona domenica. Sì. Io ti sento. Ecco, perfetto. Lorenzo, partiamo dalle parole come sempre molto profonde e significative del patriarca, in attesa che arrivi anche il presidente Zaia. Facciamo una sintesi del messaggio lanciato questa mattina da Moraglia. La sintesi è molto chiara, cioè, anzitutto Lorenzo, un saluto a tutti, buona domenica. Ci colleghiamo con te fra poco. C'è in Zaia. particolar modo Grazie. un saluto a tutti quelli che sono a casa e che ci stanno seguendo. Oggi cercheremo anche di far veloci nella comunicazione, poi restiamo a disposizione ovviamente per le domande. Tamponi 315.000, mi hanno detto di tenere più basso giustamente. Qua, so. Perché c'è anche lei oltretutto. 315.000 sono quasi 10.000 più di ieri. Isolamento 8.319 persone, sono 403 in meno rispetto a ieri. Considerate che nell'isolamento c'è dentro
ad esempio tutto l'isolamento fiduciario di coloro che arrivano dall'estero e si mettono in quarantena fiduciaria e quindi comunicano ai servizi di prevenzione il loro arrivo in Italia e quindi si mettono in quarantena. Numero di positivi 17.471, sono 80 in più rispetto a ieri. Ricoverati, Franco mettete qua. 1221, sono 13 in meno rispetto a ieri. Terapia intensiva 124, sono 5 in meno rispetto a ieri. Dimessi 2453, sono esattamente 18 più di ieri. 2453. I morti sono 1071, sono 18 più di ieri, per un totale di 1315 morti, quindi 1071 negli ospedali, 1315 il totale di tutti i morti con coronavirus e sono più 18. I nati sono 82. Allora, considerazioni, il trend è confermato, i veneti stanno facendo un lavoro eccezionale e devo dire che già a vedere quello che è accaduto ieri e accadrà immagino anche oggi, il comportamento dei veneti ti fa sentire orgoglioso di rappresentare questa comunità. Penso che quello che è accaduto rispetto al rispetto delle regole e delle indicazioni date anche dall'ultima ordinanza sia assolutamente sotto gli occhi di tutti. Io non ho visto scampagnate, non le ho viste passando sul Piave in autostrada, che di solito diventa il coagulo di tutto quello che è. Ho guardato facendo tutta l'autostrada, i campi eccetera, non ho visto nessun movimento. In autostrada ieri al ritorno alle 2:30 penso di aver incrociato un'auto, forse la sua, perché ho visto che fa la stessa strada, e direi bene anche perché c'è la volontà di fare un lavoro di squadra e questo è un grande segno di civiltà della nostra comunità, quindi grazie a tutti i cittadini, in particolar modo ai ragazzi. Devo anche dire che i ragazzi che scrivono fiumi di messaggi, ma veramente migliaia di messaggi, molti segnalano magari il comportamento scorretto o poco rispettoso, non rispetto ai barbecue ma altre partite, magari l'utilizzo improprio della mascherina o altre aspetti del genere, lo scrivono segnalandolo per fasce di età che non sono quelle dei giovani. Quindi i ragazzi sono i veri controllori di questa partita e lo dimostra ad esempio Viral Veneto. Voi sapete che abbiamo aperto questa pagina per i giovani che ha 110.000 ormai utenti e è la pagina più cliccata nel coronavirus, per il coronavirus tra le pagine Instagram è la più cliccata, è quella più seguita ed è a sponsorizzazione zero, non è stato comprato un click. E fra l'altro i giovani ci chiedono, e se volete poi c'è la responsabile che è Veronica Civiero che ve ne può parlare se qualcuno vuole fare un approfondimento, abbiamo fatto un sondaggio con tutti i giovani, abbiamo tutte le statistiche delle fasce di età e tutto, ci chiedono informazioni validate e ci chiedono anche esperienze, cioè ci chiedono, apprezzano moltissimo i medici che vanno a parlare su Viral Veneto, gli esperti che parlano di farmaci, coloro che sono in grado di dare indicazioni certe, sono assolutamente le cose che chiedono i giovani rispetto alle pubblicazioni che si fanno. E penso che questo sia una grande soddisfazione perché dà uno spaccato di un mondo dei giovani che è assolutamente, mi permetterei di dire, molto più rispettoso di quel che si poteva pensare e quindi bravi ragazzi. Oggi alle 3 ci sarà la cabina di regia con il governo, stasera alle 19 avremo la conferenza dei presidenti di regione e quindi si va verso la direzione, immagino, visto il susseguirsi di iniziative e attività, immagino che ci saranno notizie e novità nelle prossime ore. Forse quella che è l'aspettativa dell'apertura di quota parte delle imprese già dal 27, forse, sottolineo il forse, sta prendendo realtà, però dobbiamo attendere le... C'è un problema,
Dicevo che, riesci a aggiustare? Dicevo che, no, adesso me l'hai tolto del tutto, prova. E immagino che il governo stia accelerando, soprattutto vista la convocazione alla giornata di oggi, stia accelerando perché stanno prendendo qualche decisione, come naturale che sia, dalle indiscrezioni che leggiamo sui giornali, dalle comunicazioni che ci sono. Immagino che la fase 2 o la fase della convivenza, come la chiamo io, stia di fatto prendendo sempre più corpo, e quindi immagino che queste 2 riunioni di domenica diano un senso del fatto che forse ci sarà magari, immagino un DPCM a notte tarda, a notte fonda o in serata o domani mattina presto, non ve lo so dire. Però insomma immagino che non siano fatte per nulla queste riunioni. Aggiungerei peraltro, se mi permettete, vorrei pubblicarvi l'ultima ordinanza, perché vedo un po' di commenti, riflessioni. Forse ieri abbiamo già dato uno spaccato della storia delle ordinanze. Vi vorrei far vedere, l'avvocato Botteon ha fatto un bel lavoro rispetto alle misure dell'ultima ordinanza, se le proiettiamo per favore. Sentite? Beh, poi vi consegniamo il foglio. Guardate, sostanzialmente, puoi anche ingrandire. Boh, perfetto. Beh, bisogna scorrerla però. Sì, grazie. Allora, sostanzialmente l'avvocato Botteon ha fatto un bel lavoro, ha messo nei titoli, fermo lì, nei titoli ha messo il tema trattato dall'ordinanza, poi sotto avete, e ve le diamo poi, la posizione del governo rispetto a quel tema, cosa ha fatto la regione quindi con l'ordinanza, e le altre regioni cosa hanno fatto. Così facciamo anche uscire di scena tutte le leggende metropolitane e alcune menate che leggo che non hanno nessun senso di essere neanche, non solo scritte ma neanche dichiarate. Rispetto ai cibi da asporto, il governo non ha mai espresso nessun divieto. Anzi, nelle FAC, sono sul sito ufficiale del governo italiano, dice che si potrà sempre uscire per acquistare generi alimentari. Se andate a cercarla, la guardate sul capitolo spostamenti, la trovate scritta. E in più ha ammesso l'asporto per gli autogrill. Cosa abbiamo fatto noi? L'ordinanza che conoscete con la prenotazione obbligatoria e il ritiro e il consumo a domicilio. Le altre regioni, ne abbiamo citate 2, l'Emilia Romagna e le Marche ce l'hanno già. Cimiteri, da parte del governo non esiste nessuna disposizione di chiusura dei cimiteri. Esiste altresì una circolare ministeriale, che è un'altra roba. Il discorso è avere un DPCM che dice chiudere i cimiteri, ma non potrebbe essere altrimenti, perché se ci pensate, vi do l'esempio e capite subito. Il governo non ha chiuso le chiese, ha lasciato i luoghi di culto visitabili, ma ha chiuso tutto quello che sono le celebrazioni. Non poteva chiudere i cimiteri e tenere aperte le chiese. Quindi per la proprietà transitiva il governo non ha mai chiuso i cimiteri con DPCM, bensì il Ministero ed è la circolare che giustamente i sindaci hanno osservato, la circolare è ministeriale. Ma siamo a un rango inferiore, perché se il governo voleva chiudere i cimiteri li chiudeva con dei PCM. La regione ha fatto l'ordinanza e dice sì, i cimiteri si devono aprire con tutte le regole che vanno rispettate. Le altre regioni, apertura a macchie di leopardo. Perché? Perché non è vero che tutti hanno chiuso i cimiteri, sia per il Veneto ma anche per altre realtà. Ve ne cito, se voi fate una ricerca su internet, ve ne cito uno per tutti. Il cimitero di Assisi non è mai stato chiuso. Ve ne cito uno per tutti, se volete vi faccio la lista. Andiamo avanti. L'altro punto, no. Fiori. No, devi salire. Ma non si sale, che si va così. No, vai così, dai, vai. E dov'è il Fiori? No, Sì. No. ci vai su quello precedente. Sei su quello precedente, Sì, caro. sì, ma c'è solo il titolo. C'è solo il titolo. Ah, ho capito, grazie. Ingrandisci, grazie. Boh.
questa sopra è dei fiori, fiorerie, le fiorerie. Vengono aperte dalla nostra ordinanza 42, sempre quella dell'altro giorno, perché il Ministero delle Politiche Agricole fa una circolare dicendo che bisogna aprirle. Punto. La circolare è del 18 aprile. Le altre regioni hanno applicata. Punto. Vestiti per bambini, Carlo, grazie. E qua ne scorriamo 3 velocemente. Vestiti per bambini. C'è il DPCM del 10 febbraio che prevedeva l'apertura dei negozi dei vestiti per bimbi. Noi l'avevamo fatta più restrittiva, quindi ci siamo adeguati. Così è accaduto avanti per le cartolerie, che sono... Questa sopra sono le cartolerie, sotto le librerie stessa cosa, cioè abbiamo semplicemente aperto quello che ha detto il governo. Su orti, il governo nelle FAQ, nelle risposte alle domande frequenti, dice ammessa la coltivazione in quanto autoproduzione anche fuori comune, tranne che presso seconde case perché non raggiungibili. Quindi noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto quello che ha detto il governo, aperti gli orti. Emilia Romagna e altre l'hanno fatto. Andiamo avanti. Lavori boschivi. Stessa storia, nessuna disposizione di blocco dei lavori boschivi, il governo risponde con una FAQ che dice favorevole allo spostamento per coltivazione e autoconsumo. È esattamente quello che abbiamo fatto noi nell'ordinanza, Emilia e altre lo hanno fatto. Lavori edilizi minori abbiamo finito, perché questi sono i punti dell'ordinanza. Il governo dice, nel suo DPCM dice esclusa la costruzione, ammessi i lavori pubblici, ammessi i lavori impiantistici, installazione e riparazione, esclusi i lavori murari e ammesse le attività di filiera. Noi abbiamo considerato la connessione di filiera legittimate le opere minori, cioè nel senso che se ti arriva l'elettricista in casa e deve tamponare con un po' di malta una canaletta che ha messo su, consideriamo che questo sia un'attività di filiera. Non esiste che l'elettricista possa fare tutto il suo lavoro e non ci sia un muratore prima di lui o dopo di lui. Se vuole, la Liguria, le Marche e le altre hanno fatto queste attività. Poi c'erano, abbiamo dimenticato, però ve lo dico io, il tema dei cantieri navali, che confermo che la Liguria lo ha fatto, penso lo abbia già fatto, le Marche ce l'hanno e l'Emilia anche, o lo sta facendo, ma comunque Liguria e Marche è sicuro. Per dirvi cosa, avete visto che con un semplice scorrimento dei punti avete avuto la risposta che non ci siamo inventati nulla. A buon intenditor poche parole. Domande? No, perché a me, io ho anche l'obbligo, perdonatemi, di rispettare assolutamente l'idea di tutti, ma di difendere anche il lavoro di persone che lavorano. Signor Sanci, lei si è dedicato l'uovo che è stato messo in ansta. Non so perché, scusate. Non so perché. Era il video dell'uovo. Dicevo, nessuna polemica rispetto alle idee di tutti, anche di chi pensa che le ordinanze non si debbano fare, ma io ho l'obbligo di difendere il lavoro di tutto il team. Presidente, non lo so. Per fortuna hai detto che sapevi come si faceva. Sì, ma non so perché fa questo video. È meglio che parta quella. Stusa tutto. Non capivo, vabbè, vai avanti, intanto sistema. Beh, prego. Adesso si riferisca anche a diciamo, articoli di stampa che sono usciti oggi anche di prefetti, interviste a prefetti sulla difficoltà di applicazione di norme che cambiano, diciamo, in tempi. Capisco, No, beh, lì si rendeva evidente, diciamo, su quell'intervista si rendeva evidente il fatto che la polizia, carabinieri, chi deve controllare, possa avere delle difficoltà, perché prima c'era un'autocertificazione solo per, diciamo, motivi indifferibili. Andare a prendere la pizza sembra poco indifferibile rispetto. Io confermo, guardate, io penso che i prefetti rappresentano il governo, io i veneti, cominciamo così. E siccome rappresentano il governo, penso che sia logico che dovrebbero riconoscere che l'ordinanza è stata fatta recependo l'istanza del governo. Ma guardate, io penso che io in particolar modo ho un ottimo rapporto con i prefetti,
non c'è nessuna volontà di contrapposizione, capisco le loro difficoltà, ma io non so cosa farci. Se qualcuno è in imbarazzo perché apriamo gli orti o le fiorerie, perché deve chiedere l'autocertificazione per le fiorerie, li capisco fino in fondo, ma è il governo che ha detto di aprirle, addirittura con una circolare. Di cosa stiamo parlando? E se apriamo i cimiteri, voglio ricordare che non c'è nessun DPCM che ha chiuso i cimiteri, tant'è vero che non sono state chiuse neanche le chiese, non si possono celebrare le messe e le cerimonie, cioè i matrimoni, i battesimi, ma le chiese sono aperte. Per questo non hanno mai chiuso i cimiteri con un DPCM, ma hanno tentato di regimentare e provare a chiuderli con una circolare che da alcuni è stata interpretata, da altri no. Quindi nessun conflitto con i prefetti, capisco la loro ansia e la preoccupazione, ma posso dire, chi è causa del suo mal pianga se stesso, cosa volete che vi dica? Cioè, noi leggiamo le carte del governo, così funziona. Prego Albino. Presidente, anche noi abbiamo riscontrato ieri insomma, un totale rispetto dell'ordinanza che lei ha emanato sabato, a parte direi qualche corsa all'acquisto del gelato che poi questo sistemata. Ecco, non sempre è stato possibile consumarlo a casa vista la temperatura, quindi qualcuno ecco, per evitare appunto di regalare i soldi al gelataio ovviamente bene. Ecco, detto questo, cosa si augura lei oggi dall'incontro con il governo? Ecco, girano diverse voci, una delle quali lascia intendere che addirittura la filiera dell'automotive potrebbe domani riaprire i battenti completamente. Lei pensa che ci siano le condizioni per questa spinta decisiva verso appunto questa fase 2 oppure ci vuole ancora una certa cautela? Io ti posso solo dire una cosa Albino, che noi siamo pronti ad affrontare la sfida, rispettosi di quello che saranno le indicazioni del mondo scientifico, coscienti che non sarà una passeggiata, coscienti dei rischi, perché il rischio ci sarà domani, ci sarà fra una settimana, fra 20 giorni, fra un mese, ci sarà. Finché il virus non se ne sarà andato, ci sarà. A questo punto dobbiamo solo decidere se vogliamo attendere la fine, l'ultimo giorno con la scomparsa del virus, o se cominciamo la fase di convivenza. Tutto non può prescindere e quindi deve essere vincolato dal parere della comunità scientifica e del Comitato Tecnico Scientifico Nazionale. Lo ripeto, il Comitato Tecnico Scientifico Nazionale, ma immagino sarà così, si dovrà esprimere su tutto quello che facciamo, perché in campo scendiamo tutti, non ci deve essere nessuno che ci chiama fuori, perché di mezzo c'è la salute dei cittadini, la salvaguardia dei lavoratori e dell'economia. È un sacrificio che facciamo tutti, noi che ci mettiamo la faccia e anche la reputazione, il mondo scientifico che deve essere al nostro fianco e gli interessi anche della nostra comunità che deve comunque vivere, perché stiamo già respirando l'aria di molte tragedie. Ma nella conferenza di oggi i governatori quando esprimono delle proposte poi vengono accolte dal governo oppure la decisione finale aspetta sempre e comunque... Che citato sono nostre proposte. Ecco, questo volevo capire. Sì, fa parte di un documento nostro. Certo. I governatori chiedono in quella direzione. Tutti i governatori o c'è ancora una forte resistenza al sud, come abbiamo scritto nei giorni scorsi? Noi partiamo dal presupposto che quello che è apribile secondo i dettami del Comitato Tecnico Scientifico Nazionale, noi siamo pronti ad affrontarlo. Bene. Di certo non faremo l'ufficio complicazioni e affari semplici. Massimo Zennaro, Rete Veneta, Antenna 3. Una domanda Presidente, sulle casse in deroga. Abbiamo notizie e diciamo così, stimoli da telespettatori che ci chiedono ma perché non sono ancora arrivati i soldi delle casse in deroga? La partita ovviamente non dipende da noi, la domanda è giusta, noi siamo pronti anche su questa partita. L'assessore Donazzani in particolar modo, che ha seguito la vicenda, l'ha seguita in maniera assolutamente tempestiva. E abbiamo attivato tutto quello che dovevamo attivare, spero che arrivino presto. Vorrei ricordare che la cassa integrazione in deroga significa ossigeno per le famiglie. Ma chi è che deve fisicamente? Tecnicamente non te lo so dire, nel senso che so che c'è una partita finanziaria che deve essere portata in disponibilità per il cofinanziamento.
però non so tecnicamente dove ci sia l'incaglio. Casomai possiamo chiamare un attimo? Sentiamo un attimo così. Sì, ma la chiariamo, guarda, se ci lasci 5 minuti l'assessore Lanzarin chiede. Sì, sì, buongiorno Presidente. 2 domande. Allora, la prima, come commenta il fatto che ieri il Governo abbia detto che ha consentito potersi tuffare al mare pur nei limiti dei 200 metri, insomma l'ha detto rispondendo a una domanda sul sito. E poi la seconda, che ce lo stanno chiedendo da tantissimo e si ricorderà anche lei all'inizio di tutta questa vicenda, li avevamo anche qui fuori che insomma chiedevano il suo aiuto, gli attrazionisti chiedono se c'è eventualmente un'idea di riapertura, come potrebbero fare, se siete disposti ad aprire un tavolo. Ma guarda, allora, innanzitutto tutte queste attività da aprire sono competenza nazionale, non è stato delegato nulla a noi, per questo dico, quando dici l'ordinanza non va, l'ordinanza c'è. Cioè non è che siamo degli spericolati o degli irresponsabili che si inventano le ordinanze, noi le facciamo con un ufficio legale e un'avvocatura che le segue. Non è colpa nostra se corriamo di più di quelli che dovrebbero essere al nostro fianco. E dall'altro dico che assolutamente vivono un'autentica tragedia il mondo dello spettacolo viaggiante, del Luna Park, delle giostre, delle attrazioni, ma è parimenti quelli dei ristoranti, delle attrazioni notturne, pensate al mondo delle discoteche, i centri sportivi, insomma c'è tutto un mondo che comunque è in grossissima sofferenza e che non è che rappresenti poco. Vi do solo un dato, stiamo perdendo con questa crisi circa 50.000 posti di lavoro in Veneto, dei quali 35.000 vengono dal turismo, ma il turismo è assimilato poi all'operatore turistico, alla discoteca, al tema dello spettacolo viaggiante, di tutto quello che insomma è ricreazione e servizi diciamo connessi al turismo, e penso che questa sia una grande riflessione da fare. Io capisco che viene il sorrisino, no, a qualcuno, lo capisco, non lo capisco, però c'è qualcuno che fa il sorrisino quando parli di discoteche, di attrazioni e quant'altro, o di turismo, che sembra una roba un po'... sono 35.000 persone che non avranno uno stipendio. Se qualcuno ha qualche soluzione oltre a sorridere ce lo dice e la adottiamo subito. Cioè, stiamo parlando di un comparto che veramente è messo in ginocchio. E poi sulla... Io leggo tutte le risposte del governo. Ricordiamo che se andate sul sito, su qualsiasi motore di ricerca e scrivete coronavirus FAQ, cioè FAQ, proprio la sigla FAQ, vi vengono fuori la pagina del governo italiano e potete vedere tutte le domande e le risposte che si danno, che poi fanno giurisprudenza, no? Fanno regola. L'ho letta, ma sostanzialmente dice un'ovvietà, anche se poi ci si può romanzare sopra, dice che se c'hai la casa in spiaggia, i 200 metri o quello che sarà nelle vicinanze delle abitazioni, c'hai la fortuna di avere l'acqua, tanto è vero che parla di mare, di lago e di quant'altro. Non mi sembra che abbia fatto chissà che apertura, ha detto che chi c'ha il mare davanti a casa si butta in acqua, cioè questo ha detto, rispettando la distanza, attenzione che non è irrilevante quello che scrive, rispettando la distanza di 1 metro, vuol dire che potremmo andare in spiaggia stando in acqua a 1 metro di distanza. Qualcuno di voi si avvicina di più a un estraneo in acqua? Mi no, cioè non so voi. I bambini. Vabbè, i bambini sono una categoria che stiamo sondando e sembra che sia ormai dimostrato che l'infezione nel bimbo è cosa rara, tanto è vero che anche il professor Crisanti, parlando di Vo, diceva guardate, abbiamo avuto bimbi in famiglie con contagiati e non si sono contagiati, quindi cercheremo col prelievo del sangue sierologico il genoma e la mappatura del genoma capire perché. Altre domande? Quindi questa FAQ qui dà una bella prospettiva, perché ormai si sono impegnati a dire che possiamo andare in acqua a distanza di 1 metro e ormai che siamo, tanto in acqua ci siamo arrivati, dopo dobbiamo andare sotto l'ombrellone e lì ci mettiamo l'altro metro, perché scusate, la FAQ va letta bene, è per questo che poi si agitano quando parliamo. Se è 1 metro in acqua sarà 1 metro anche fuori acqua o no? Voglio vedere chi ha il coraggio di dire che ci vogliono 2 metri fuori acqua. Se è più facile stare a 2 metri in acqua che fuori acqua, quindi per la proprietà transitiva siamo già arrivati in spiaggia a 1 metro, si sono fregati, ne ha scritto loro questo. E non Quindi, 4. Prego? No, perché da alcune simulazioni oggi, scusate, dall'Emilia Romagna ho visto una diretta del Presidente Bonaccini, lui parlava della possibilità
stanno attrezzando le spiagge di Rimini con distanze attorno a 4 metri. Le considera eccessive queste? Ma no, guardate, cioè, vanno negoziate, allora, 4 metri e oltre il droplet. Certo. E quindi è una scelta degli operatori. Se in acqua il governo mi dice che posso stare a 1 metro, penso che sia logico che la distanza tra gli ombrelloni non può essere 1 metro, perché poi c'è proprio un problema di traffico, ma quando lo porti a 2 metri penso che ci sia già a sufficiente spazio. Facciamo 2,5 metri, qualcuno riesce a far 4, poi dipende anche dalla conformazione dei bagni, perché se uno va su una spiaggia profonda come quella di Bibbione è una roba, poi non voglio dire che Bibbione deve fare 4 metri, faccio un esempio. Se va in una spiaggia poco profonda come quella di Eraclea è un'altra roba ancora, per cui capite, dipende anche dalla densità che c'è di ombrelloni nei bagni e la zona di balneazione, però insomma penso che riusciamo a affrontarla. Certo che non riesco a comprendere quello che ho letto nelle bozze, che uno esce dall'acqua, deve farsi la doccia col sapone biodegradabile e poi andare sotto l'ombrellone e stare distante da tutti. Ma meglio il sale del mare, no? Sì, il sale oltretutto è un batterio statico, ricordiamolo, la salagione si usa come conservante per quello. Sentiamo l'assessore che ha parlato con l'assessore Donazzani. Allora, il Veneto ha fatto la convenzione con le banche per l'anticipazione, però le banche non stanno erogando perché stanno rispettando la convenzione nazionale, che è molto più lenta e quindi ha parametri diversi. Antonella Prigioni. Buongiorno. Io sempre sul solito argomento, quello della mascherina, che da quello che leggo a livello nazionale sembra che sia obbligatoria solo in determinati contesti. Volevo sapere qual era la posizione dei presidenti e la sua, in luce di quello che sarà deciso nelle prossime ore. Allora, dei presidenti, devo dire la verità, non è che abbia fatto riunioni parlando di mascherina. Io penso che la comunità scientifica debba assolutamente dare un'indicazione che sia univoca. Continuo a dire che il dato degli ospedali, dei nostri medici, ci dice che su 10.000 medici solo l'1,3% si è infettato. È la dimostrazione che la mascherina serve. Quindi non solo quando si entra in un negozio. Ma questa ad esempio è la visione tedesca, però è pur vero che abbiamo notizie di coronavirus veicolato dal particolato e quindi dalle particelle atmosferiche. Abbiamo notizie dell'aerosol, avete visto, abbiamo proiettato anche il video dell'aerosol, cioè le persone mentre parlano diffondono un aerosol che è invisibile, ma è stato filmato, che può veicolare il coronavirus e resta in sospensione nell'aria fino a 20 minuti. Ovvio che se tu ti fai una bella inalata, una bella respirata di uno che ti ha schiaffato il coronavirus mentre tu passi, te lo respiri, per cui è consigliabile di tenere sulla mascherina. Però ripeto, vediamo anche cosa diranno. Del resto alcuni sono anche gli stessi che dicevano che non serviva la mascherina, quindi un passo in avanti lo faranno, no? Immagino. Io, se non ci sono... io poi avrei... No, ma lasciamo pure ai colleghi. No, passo ai giornali. Allora, il Presidente però ha inserito un tema estremamente interessante, il coronavirus che viene veicolato tramite il particolato del PM10. So che anche il Veneto sta partecipando ad un lavoro scientifico molto importante per capire come questo fattore si possa combinare, se sia un fattore di rischio estremamente importante. Come dire, la documentazione medica fino a questo momento sostiene che quando i polmoni sono stressati dal PM10 è chiaro che esiste una possibilità superiore dell'infezione del coronavirus. Ecco, avete in mente provvedimenti non per questa fase estiva ma per quella autunnale per evitare questo rischio, oppure attendete evidenze scientifiche che ancora non ci sono? Faccio rispondere l'assessore Bottacin. Mi passi una battuta, Albino? Prego, sì. Tu hai detto che quando i polmoni sono stressati c'è più rischio di prendersi il coronavirus, anche se uno ti stressa la vita c'è più rischio di prendersi il coronavirus. Su questo ha ragione. Allora... No, ma non è una battuta, perché è ovvio che è una condizione di debolezza immunitaria, per cui evitiamo di stressare la vita. Questo è l'appello, ma non a te, in generale. No? Ma allora faccio una domanda in cui le stresserò la vita dopo. No, dico, con tutti i rompipalle che conosciamo. Prego. Allora, come è stato detto, non c'è evidenza scientifica di questo, perché c'è la possibilità che il coronavirus
sia stato trovato sulle particelle appunto dello smog. Noi abbiamo in corso un approfondimento fra le varie ARPA del nord Italia insieme ad ISPRA, c'è un incontro anche domani mattina con il Presidente Bratti e tutte le ARPA del nord, mi pare siano tutte, se non sono tutte sono le principali, adesso guardo, c'è il Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, perché stiamo facendo un progetto che coinvolge anche l'Istituto Superiore della Sanità, Enea e CNR. Inoltre ci ha chiesto di partecipare a un progetto anche l'Università di Padova e ovviamente partecipiamo con ARPAV. In base a ciò che emergerà, poi ovviamente ci saranno le conseguenti azioni. Ok, Albino? L'ultima domanda. Prego. Rivolta a lei, Presidente. Allora, c'è un sondaggio della Ghisleri che girava nei giorni scorsi in autorevoli quotidiani, in base al quale il suo gradimento raggiunge l'80% e lei ha superato nettamente quello del Premier Conte. Parto da questa premessa per chiederle cosa ne pensa del MES, di quei 37 miliardi messi a disposizione dell'Unione Europea. Quasi tutti li vogliono. Ora pare che anche il Movimento 5 Stelle con il Premier Di Maio abbia dimostrato, come dire, un atteggiamento più pragmatico. La spesa sanitaria in Italia è di 120 miliardi, se ne arrivano 36, no? se non ricordo male, dall'Europa, potrebbero essere spesi, credo, in tempi estremamente rapidi, e forse al Veneto ne potrebbero aspettare in linea teorica attorno a 3, che è il 10% circa. Ecco, lei questa ipotesi la sta considerando come una prospettiva valida se non ci sono le condizioni vincolanti ovviamente per il MES, oppure la esclude a priori, o è troppo presto per affrontare questa materia? No, sto pensando che neanche il salto in alto è una rincorsa così. Vabbè, due conti insomma. Ma non so cosa c'entra il sondaggio col MES. Nel senso che lei è in questo momento, secondo me, una figura politica emergente e quindi il suo parere è tra i più autorevoli. Guardate, intanto lasciate, ma non è una questione di modestia o di frase di circostanza, lasciate stare sta storia di figura emergente, altre robe, perché i romani ci insegnavano. Faccio un'altra citazione così. I romani, no, lo dico perché siccome scrivono, no, però poi loro danno anche ospitalità a sti articoli, che Zai ha letto solo un libro, e allora uno dice, cavolo, mi sono laureato, forse sì, no, o magari ho vissuto un sogno, sono andato alle scuole, vabbè, non importa. I romani dicevano natura no facit saltus, la natura non fa salti, quindi guardate, onestamente lasciatemi in pace, lasciate perdere i sondaggi, domani mattina posso essere come si può dire, quello meno gradito al mondo, per cui io faccio il mio dovere come i miei colleghi assessori, punto. Non ho nessuna ambizione, non me ne frega niente, ve l'ho detto in tutta la vita che ve lo dico, ve l'ho dimostrato, punto. Del MES non ho approfondito niente e ti mando a casa senza la risposta. Grazie. Prego. No, ma onestamente posso dirti che non sono ancora riuscito a capire no, dichiaro questo, 2 punti, non ho ancora capito quali siano i termini delle condizioni, quali siano le condizioni, non l'ho capito, forse è una lacuna mia, per cui non ti esprimo nessuna considerazione. Questo volevo solo sapere se aveva elementi ulteriori. No, è il terzo giorno che viene, ognuno ha posto a fare sempre la stessa domanda. Allora passiamo ai giornali, poi facciamo l'ultimo giro in sala e chiudiamo. Cominciamo, la collega Vanzan e il collega Pietrobelli pongono esattamente la stessa domanda, Gazzettino e Fatto Quotidiano. Si riferiscono all'intervista al Gazzettino del prefetto di Venezia Vittorio Zappalorto, che sostiene che con l'ultima ordinanza la Regione ha esorbitato dai suoi poteri, virgolette. Sarebbe stato meglio avere solo disposizioni nazionali. Lei cosa ne pensa riguardo? Associo le 2 domande, scusatemi colleghi, ma sono uguali. Dico esattamente che, come ho detto prima, abbiamo applicato la legge, o meglio ancora, abbiamo applicato le direttive del governo, perché le FAC fanno giurisprudenza e la prova è che non è che le fa Zaia per rompere le palle, ce le fanno gli altri colleghi, perché se il ministro dell'agricoltura dice che bisogna aprire le fiorerie
piuttosto che la partita degli orti è definita da una risposta del governo ufficiale sul sito del governo, i cittadini mi dicono ma io ho letto la FAQ, ma io ho visto che c'è una circolare quindi bisogna aprire fiorerie, ma io ho visto che c'è un'altra partita rispetto ai cimiteri, punto. I prefetti hanno ragione nel momento in cui chiedono, come si trovano in difficoltà, però è pur vero che noi applichiamo le leggi. Punto. Cristina Giacomuzza, Giornale di Vicenza, credo sia più una domanda per la Lanzarin, casomai facciamo dopo allora. Può darsi qualche indicazione in più su riaperture, visite specialistiche e tutto il resto delle attività ospedaliere? Sì. Presenteremo il piano. Comunque consideriamo di ripartire dal 4 maggio. Perfetto. Se ce la facciamo. Quindi consideriamo assolta in settimana presentiamo il piano. Allora, sì, considerando una cosa, che abbiamo incaricato un gruppo di lavoro per definire bene le modalità di accesso agli ospedali. Questo lo dico ai cittadini che ci ascoltano e hanno fiducia rispetto a quello che diciamo e prendono questo canale che grazie a voi esiste per dare anche informazioni. Il tema è il tema dell'infezione, quindi di evitare di andare in ospedale in maniera così massiccia, magari dalla visita al parente, che non serve andare con una comitiva, piuttosto che alcuni accessi. Quindi diciamo un afflusso responsabile e sostenibile. Noi consegniamo le mascherine, però portatevele da casa se ce le avete, c'è la misura della febbre all'ingresso e poi tutta una serie di attività per ricordare che insomma l'ospedale è un luogo prediletto dal virus. È inutile che ci nascondiamo dietro il dito, questo fa parte dei principi di igiene pubblica, insomma non è che è una, come si può dire, che è un'invenzione degli ultimi tempi, si sa da sempre che batteri e virus vivono negli ospedali. Domenico Basso, TVA, il direttore, un telespettatore chiede se i distributori automatici possono essere aperti. C'è l'avvocato Boteo. Avvocato, a lei. Il tema è stato affrontato con l'ordinanza 40, per dire che abbiamo messo anche qui su carta indicazioni sempre coerenti con le prescrizioni statali, e la linea che era stata adottata era quella di consentire l'utilizzo di questi strumenti senza limitazione, quindi con estensione anche agli alimenti, il caffè, il tramezzino, se la macchina è collocata all'interno di una struttura che consente un controllo anche igienico-sanitario, sia sulla frequentazione, con la possibilità di apporre cartelli sul distanziamento, sull'utilizzo di mascherine, sulla cautela che bisogna avere come utenti a accedere alla macchina dopo che il precedente utente ha abbandonato la postazione. Mentre si è confermata la possibilità di utilizzare questi strumenti di distribuzione all'esterno per quelle macchine che hanno una prassi abbastanza consolidata, tipo le case dell'acqua, che sono tra l'altro gestite da comuni e da aziende comunali, e i distributori del latte crudo, perché anche quelle sono strumentazioni particolarmente collaudate. Quindi il distributore di alimenti è riservato alle strutture controllate interne a degli edifici con un presidio umano, mentre quei particolari prodotti sono il latte e l'acqua è possibile utilizzarli anche all'esterno, e senza limitazioni all'esterno ci sono i soliti prodotti, dei tabacchi, dei prodotti farmaceutici che sono riconosciuti come suscettibili di vendita senza controllo fisico. Grazie. Vorrei anche riprendere più che altro a beneficio anche di chi ci ascolta, tanto per parlare della filosofia dell'asporto, no? Visto che abbiamo parlato di macchinette. Cioè un cittadino, voi capite che se si riapre lunedì, il 27, ci sarà il tema del cibo per i lavoratori. I ristoranti sono tutti chiusi, i bar sono tutti chiusi, è tutto chiuso, quindi il tema dell'asporto significa uscire dal cantiere, andare a prendersi una pizza magari
in una pizza al taglio o cosa del genere, o una pizzeria che le vende da asporto. Allora, uno può uscire di casa, andare in edicola, in farmacia, in parafarmacia, al supermercato, in cartoleria, in libreria, nei negozi che vendono prodotti per bimbi, può andare al mercato settimanale, può andare in fioreria, può andare nei garden e non deve minimamente, secondo qualcuno, fermarsi a comprarsi una pizza se deve sfamarsi. Capite che non sta in piedi sta roba. Prego. Marina Trolese, Telenuovo, 2 domande. Per il ritorno all'nido e all'asilo è previsto tampone per i bambini? No, oggi nel piano di sanità pubblica è prevista tutta una serie di azioni rispetto al contagiato, i contatti e quant'altro. Devo dire che c'è un sacco di dibattito anche da parte di alcuni operatori che scrivono che dicono che si sbaglia a parlare della riapertura degli asili. Vedremo cosa dice il Comitato Scientifico Nazionale. Resta un grande problema quello delle famiglie e della gestione dei minori. Guardate, noi pensiamo sempre più a creare, se fosse possibile, un network di realtà, le 301 fattorie didattiche, seguitemi un attimo, le scuole per l'infanzia che magari aprono d'estate, i centri estivi, i GREST, quelle famose realtà che organizzano i compleanni nei capannoni dove ci sono i giochi per i bimbi, eccetera. Cioè creare questo network per passare a una forma di babysitteraggio, brutto termine ma rende l'idea, nelle ore nelle quali non c'è la possibilità di avere almeno un genitore. Dall'altro devo continuare a dire che a mio avviso con l'apertura deve esserci un finanziamento a sostegno delle famiglie. Seconda domanda, matrimoni in estate li vede possibili o tutti in mascherina? Questa, guardate, è una domanda che ci fanno spesso, perché c'è un contingente di matrimoni rinviati in questa fase primaverile che si vanno tutti ad accumulare nella fase estiva e fino a settembre. Io spero che si possa realizzare il sogno di tutte queste persone che ci scrivono, che vogliono sposarsi, ma oggi dire quale sarà il momento nel quale la mascherina potrà essere, io onestamente penso che la mascherina sarà difficile dire che in pubblico, soprattutto con aggregazioni come queste, si possa non portare, però ripeto, vedremo cosa dirà il Comitato Scientifico Nazionale. Ultima domanda dei giornali, Minazzi, il metropolitano, se eventualmente il nuovo DPCM togliesse l'obbligo delle mascherine per uscire da casa, lei potrebbe reintrodurlo con propria ordinanza? Posso dire, non lo farà mai. È utopico pensare che si apra senza la mascherina, ma lo dico non per sfida e non vorrei che qualcuno prenda sempre, guardate, sta storia dell'obbligo a molti cittadini non va giù, stiamo parlando della salute dei cittadini, non è che stiamo parlando della mia salute. Vorrei dire che rispetto a questo abbiamo già le indicazioni che non sarà così e sono date dal fatto che ci sono già gli accordi nazionali, ad esempio con le parti sociali per i lavoratori, piuttosto che altre realtà che prevedono la mascherina come condizione sine qua non, e quindi è impensabile che si possa aprire dicendo ai cittadini ti metti la mascherina solo quando entri in fabbrica. Cioè, non funzionerà così. Sempre Minazzi, seconda domanda, poi Nicolussi Moro, poi vi consento un altro giro, scusate ma sono tante le domande. Caso specifico del Lido, i bagni in mare. Il governo ha specificato che rientrano nelle attività fisiche gli ammessi. L'intero lungomare del Lido di Venezia è in concessione, quindi gli accessi sono chiusi con catena. I primi varchi liberi sono all'altezza dell'ospedale al mare a nord e dei Murazzi a sud. Come regolarsi col criterio della prossimità? Chi ha competenza per fare aprire i cancelli? Regione o comune? Adesso nel mio ruolo non dovrei fare una battuta ma la faccio. Ai miei anni sinceramente la catena contava poco per andare in spiaggia. Dai. C'è qualcuno, vedo che i giornalisti... dai. E anche gli alberoni? No, non sto dicendo di entrare nelle proprietà private, ma sto dicendo che comunque stiamo parlando di demanio pubblico. Per cui penso che non sia quello il problema in una stagione che ancora non ha compimento. Dico che ci sarà modo nelle vicinanze, dopodiché se c'è una proprietà privata è ovvio che si rispetta, ma sentir dire che il mare non è avvicinabile perché c'è una catena è il male di tutti, se non capire. L'ultima domanda, la Nicolussi Moro pone un tema che fra l'altro è stato posto frequentemente. Guardate, vi do solo un esempio
sapete cosa fanno in Brasile? A me ha preso sta idea, no? Cioè, Rio de Janeiro, che è una città grossissima, c'ha la spiaggia, cioè, folta, piena di gente, c'è una densità da paura. Quando arriva il tramonto sbaraccano tutto. Sapete cosa vuol dire tutto? Anche tolgono le docce, tutto, cioè resta pulita, spiaggia vergine, illuminata, sempre a disposizione dei cittadini, e tutti tornano alle 4 del mattino, 5 del mattino a rimontare tutto. Pensate alla visione della visione, per noi sarebbe impraticabile, ma per dire anche qual è la percezione, no, del pubblico, no? Cioè di quel mare che è mio e di tutti. Quindi ci sarà pure un punto di equilibrio, dicono sarà una catena che ci ferma. La collega Nicolussi Moro pone un tema che è stato fra l'altro oggetto di molte domande qui anche in protezione civile, cioè parliamo tutti di sicurezza nei luoghi di lavoro, supermercati, negozi, mezzi di trasporto, nessuno affronta il tema dei condomini. Le persone escono nei loro appartamenti per occupare spazi esterni, molto spesso senza la mascherina, le si può incontrare sul pianerottolo, in ascensore, nel garage. Nei condomini ci sono anche persone anziane che appunto per questo sono meno sbagliate. È sbagliato, nel senso che si esce con la mascherina, appunto, da me sono con la mascherina, e mi diceva ieri mattina la sorella Lanzarini che ha visto addirittura un pensionato a casa sua potare un ulivo in mascherina da solo. Penso che quello sia un grande segno di civiltà, cioè quantomeno uno dice mi abituo a portarla sempre perché sennò finisce che me la dimentico. Come ho detto ieri, che nei supermercati non debbono accedere nei negozi persone senza mascherina, ma non esiste. Antena 3, credo sia l'ultima. Sì, Presidente, mi scusi. Alla luce soprattutto di quelli che sono delle linee più morbide degli ultimi giorni, eccetera, di quello che succederà dopo il 4 maggio, c'è la percezione, forse neanche tanto percezione, proprio nell'ultima settimana, ma forse gli ultimi giorni, di sempre più persone che esprimono pensieri di rabbia, mi passi il termine, perché dicono quello che è stato fatto non è servito a niente, se tanto ci fanno uscire così liberamente, allora ci hanno presi in giro, subentrano poi teorie complottiste, ma lasciamo stare, eccetera, eccetera. Può rispondere lei a queste persone eventualmente? Ci sono ancora i terapiatisti in giro. Cioè, il Galileo si gira sulla tomba e dice: ma amico, mi ho dato la vita per essermi ostinato a dire che è la Terra che gira attorno al Sole e non il Sole attorno alla Terra. Vabbè, ci sono ancora i terapiatisti. Guardate, sono talmente vere queste teorie che la Gran Bretagna ha detto ufficialmente, per il tramite della voce del ministro degli interni, la signora, non mi ricordo più come si chiama, una signora, ha detto che ufficialmente la Gran Bretagna ha passato i 20.000 morti. Punto. La Gran Bretagna faceva parte di coloro che dicevano immunità di gregge, tranquilli, tutto a posto. Sono tutti in lockdown, sono tutti in quarantena. Abbiamo, se volete vi do io i nomi dei nostri ragazzi, i nostri conterranei veneti che sono lì, che pregano di riuscire a tornare a casa. Cosa volete che vi dica? Cioè combatteremo all'infinito nei confronti di chi vuole sempre sminuire e trovare sempre la scusa per dire che quello che si fa è inutile. Però è più un alibi per vivere bene che per essere solidari con la comunità. Massimo Fennari, rapidissimamente, abbiamo sentito che probabilmente arriverà il DPCM, con l'app o senza l'app per il controllo dei movimenti? Ne ha notizia, perché sono in discrezione? Ho l'impressione che ci sarà l'app, ma questo dipenderà dal governo su cosa vorrà decidere, e vedo che anche in altri paesi l'hanno già resa, se non sbaglio la Francia ho visto che l'ha già, ecco. Anche qui, apriti cielo solo per aver parlato dell'app. Mi permettete di ricordare ai cittadini come funziona? Allora, l'app non è una nostra invenzione. La Regione Veneto, peraltro, è l'unica che non ha fatto un'app in casa. Perché? Perché ci sono problemi di attuazione, di privacy, che debbono essere chiariti anche per l'app nazionale. L'app funziona in maniera molto semplice. Lo dico a chi pensa che sia una roba strana. Si installa nei telefoni, registra il contatto avvenuto, evito di fare esempi che poi c'è sempre qualcuno che capisce pan per polenta, delle persone sono in fila al supermercato, se stanno in fila per più di 15 minuti a una distanza inferiore ai 2 metri, l'app funziona così: 15 minuti, distanza inferiore ai 2 metri, i due telefonini registrano con un codice alfanumerico
non con l'indirizzo di uno che altro, un codice alfanumerico, l'avvenuto contatto. Se uno delle due persone si ammala, vanno a vedere tutti i contatti che ha fatto il telefonino di estranei e gli avvisa, dice vai a farti un tampone perché potresti esserti contagiato, oppure sei tu che hai contagiato l'altro perché non sappiamo chi è il contagio primario. Fine. Se non c'è l'app, non sto promuovendo l'app, ho l'obbligo però di dire come funziona. Se non c'è l'app bisognerà attendere in ospedale che arrivino gli ammalati e poi andiamo a fare i tamponi a quelli che comunque uno si ricorda di aver frequentato, di certo non gli estranei che gli sono stati da vicino che lui non conosce. Ognuno faccia le sue valutazioni. Molti si sono chiesti se però ci sono delle limitazioni a chi non la scaricasse, a chi non partecipasse. Lei ha ricordato almeno il 60%. No, ho letto, perché non è roba nostra l'app, ho letto che tecnicamente serve che almeno il 60% della popolazione ce l'abbia, perché se no non funziona. Il telefonino sta lì a... Ma sa se incombono limitazioni per chi non dovesse partecipare liberamente? Insomma, non lo sa. Penso che il governo, da come si vede, immagino che la legherà al lockdown o al non lockdown, cioè nel senso che la legherà sicuramente ad una di queste attività. Ripeto che a livello nazionale, lo ripeto, deve essere risolto il grosso problema della privacy. E guardate, questo ho visto che è un problema che è posto da tutte le forze politiche, da destra a sinistra peraltro. Non è un problema irrilevante, però ho l'obbligo di dire attenzione che l'app fa questo lavoro, perché leggo dei commenti che c'è gente che pensa che l'app se ti porti il drone sopra la testa o roba del genere, cioè non è un'altra roba. Albina, poi chiudiamo. No, ecco, era l'ultimo chiarimento per quanto riguarda la sua ordinanza. Mi pare di capire che al di là dei dubbi espressi appunto da qualche autorevole prefetto e anche da qualche sindaco, però lei non abbia subito veti né da parte del Ministero delle Regioni né da parte del Commissario di Governo, per cui questa ordinanza è pienamente legittima e resta in vigore a tutti gli effetti. Resta in vigore finché un tribunale non dice che Zaia ha firmato una roba assurda e dovrà sentenziare e dirlo. Guardate, funziona per tutti gli atti amministrativi, cioè non è che faccia una tragedia se uno impugna un'ordinanza. Andremo con l'avvocatura, l'avvocato Botteone andrà in tribunale e dirà noi l'abbiamo scritta, non c'è dolo, non c'è colpa grave. Abbiamo le carte del governo con le fax, se qualcuno vuole venirci a dire che le fiorerie dovevano star chiuse, e noi andremo lì a dire che il governo forse non si è accorto che ha scritto a tutti dicendo di aprirle. Cosa volete che vi dica? Se dopo qualcuno non legge le fax e si accorge da noi, dalle nostre ordinanze, che esistono queste risposte del governo, è un altro problema, ma non nostro. Bene. Se l'assessore Lanzarin e l'assessore Bottacino non hanno niente da aggiungere, no, io ho delle domande per la Lanzarin, scusami. Ragazzi, grazie, buona domenica a tutti. Se abbiamo comunicazioni prima di notte rispetto a eventuali DPCM o qualcosa, a parte il fatto che avrete la comunicazione nazionale, ma se fossero aspetti che ci riguardano, tramite Carlo facciamo, ovviamente il dottor Parmeggiani, facciamo la comunicazione in tempo reale velocemente. Grazie. Buona domenica a tutti. Allora Massimo, ecco l'assessore Lanzarin. Ho notizie perché stiamo facendo un servizio nel Veronese, Zevio e San Bonifacio, due case di riposo, dove erano stati fatti i test sierologici, avevano dato dei risultati. 3 giorni dopo si sono ammalati un po' di degenti, hanno rifatto i tamponi, hanno trovato risultati del tutto diversi, passando, guardi, ho i numeri, da 6 su 70 positivi a 61 su 70. Ecco, la domanda che arriva dai medici lì dentro è: ma il test sierologico? Il test sierologico non fa la diagnosi, abbiamo sempre detto. Sì, perché noi abbiamo sempre detto, avete anche detto che su positivi o su non negativi, diciamo non negativi, certi vengono fatti i tamponi. Ma questa differenza è ammissibile a distanza di così pochi? È ammissibile, sì, perché quella è una fotografia istantanea, noi sappiamo che c'è anche un periodo di incubazione, quindi è ammissibile, ma anche il tampone stesso è la fotografia del giorno, lo sappiamo, insomma. Ecco, questi diciamo, sapendo che dovreste aver quasi pronto ormai anche il secondo giro, ecco, avete delle anticipazioni sul secondo giro che rispecchiano questi dati che abbiamo noi? Ma io penso che la volta di domani avremo il quadro, la tabellina solita e quindi ve la distribuiamo, e abbiamo domani penso di potervi dare sia quella sulla disabilità anche, che ha numeri molto inferiori, e anche sulla salute mentale che ha numeri completamente inferiori rispetto agli anziani, questo probabilmente anche legato all'età delle persone, alla cronicità, alle patologie. Però riguardo a questo, allora,
Cosa succede? Succede che fatti i tamponi, i test rapidi, quelli che avevano esito incerto o comunque positivi, venivano comunque già isolati in modo da isolare queste persone che potevano essere potenziali positivi in attesa del tampone. Probabilmente ci sono stati casi di questo tipo, hanno fatto il tampone è risultato positivo. Può essere che nel mentre altre persone abbiano manifestato sintomi perché erano ancora nella fase dell'incubazione. Questo capita, è possibile, per noi è importante, però è comunque lo screening, l'individuazione, poi la verifica, la diagnosi col tampone e nel frattempo riuscire ad isolare questi nuclei in modo da far sì che il virus, se c'è, non si propaghi. Questo è chiaramente il percorso che noi facciamo e dobbiamo fare, perché ricordiamolo, l'abbiamo detto, la diagnosi si fa con il tampone, cioè la parte di diagnosi che è l'unica oggi insomma accertata. È chiaro che abbiamo visto, insomma stiamo vedendo che ci sono dei numeri di questo tipo, molte persone sono però completamente asintomatiche e quindi ci sono quelli che hanno sintomi e quindi hanno sicuramente un decorso, però la maggior parte, anche se risultano positivi, anche all'interno delle case riposo io sento tanti nuclei che hanno numeri importanti però con tanti asintomatici. Cosa succede? Succede che allora inizia subito anche la parte di assistenza farmacologica a domicilio, insomma cose che fino a un mese fa non c'erano, tutto il discorso antimalarico fino a un mese fa non c'erano. Le USCA stanno entrando nelle case di riposo e effettivamente vanno non solo a fare ad assistenza e quant'altro, ma anche a fare le somministrazioni dei farmaci a domicilio, quindi all'interno delle RSA. Comunque domani vi diamo i dati aggiornati, che così vediamo anche lo scostamento di positivi, quello credo che sia il dato interessante, rispetto a 5 giorni fa, 6 giorni fa, la tabella di 5-6 giorni fa, e a oggi i positivi come la famosa percentuale del 6%, come si è evoluta. Teniamo conto che noi continuiamo a fare i tamponi, perché noi abbiamo un programma, la dottoressa Russo ha messo in piedi un programma per cui il giro viene fatto ogni 20 giorni. 20-10 giorni, dipende appunto dalle strutture, quindi continuiamo in maniera continuativa a fare i tamponi in tutte queste strutture come al personale sanitario degli ospedali. Bene, buona domenica. A voi. Rientriamo in studio, questa è la conferenza stampa odierna del Presidente Zaia con gli assessori Lanzarin e Bottacin, tanti gli spunti, un punto stampa iniziato sulla difensiva, poi passando al contrattacco per quanto concerne l'ordinanza regionale che è stata adottata venerdì e che ha sollevato alcune critiche soprattutto da parte governativa su un mancato coordinamento tra i vari testi. Prima della conferenza stampa eravamo collegati con il sottosegretario all'interno Variati e lo stesso Variati lamentava una mancanza di coordinamento. Zaia ha difeso a spada tratta l'ordinanza della Regione dicendo appunto che non ci sono sovrapposizioni particolari. Di fatto tutti comunque siamo in attesa di capire cosa succederà a livello centrale, perché proprio in questi minuti a Palazzo Chigi si sta tenendo l'incontro tra il Premier e i capi delegazione della maggioranza. C'è poi la task force coordinata da Colao e di nuovo alle 15 il Premier Conte vedrà le delegazioni di regioni, ANCI, UPI, l'Unione delle Province. ANCI tra l'altro nel corso della mattinata ha lanciato diverse indicazioni al governo, diversi appelli tutti volti alla chiarezza, si chiedono misure inequivocabili. Tornando a Zaia, il governatore, al di là dell'ordinanza regionale, è tornato sul dramma che stanno vivendo tante imprese. Ha dato nuovamente i dati del lavoro che non c'è, 50.000 posti di lavoro in meno, di questi 35.000 soltanto nel turismo. Un dato che veramente fa riflettere, che prende in considerazione il periodo, lo stesso periodo dell'anno scorso. Quindi in un anno si sono dileguati, sono polverizzati di fatto 50.000 posti di lavoro. Questo senza tenere in considerazione gli ammortizzatori sociali, la cassa in deroga,
le casse integrazioni straordinarie e quant'altro. Zaia che ha parlato anche di cultura, di spettacoli, di un comparto di settori che sono assolutamente in ginocchio. Per fare il punto di tutto questo mondo siamo in collegamento via Skype con l'assessore regionale alla cultura Cristiano Corazzari. Buongiorno Corazzari. Corazzari non la sentiamo, vediamo se riusciamo a ripristinare. Buongiorno, mi sente? Sì, adesso la sentiamo forte e chiaro. Dicevamo, Assessore, il governatore Zaia ha parlato espressamente delle difficoltà che stanno vivendo interi settori dello spettacolo, della cultura, dai Luna Park ai teatri. Lei che ha il polso della situazione, come la vede? Che sensazione ha? Che cosa ci può riportare? Beh, non posso che confermare quanto ha sottolineato il Presidente Luca Zaia. Parlare di cultura, di sport, di turismo oggi significa parlare di settori profondamente colpiti da questa situazione di emergenza sanitaria. Si tratta di comparti che per la loro natura, per l'essenza stessa delle attività che svolgono, richiedono la socialità, il fatto dell'incontro tra le persone, perciò potete immaginare come le limitazioni agli spostamenti e alla possibilità di assemblare persone significhi mettere in ginocchio il teatro, il cinema. Solo un'indicazione operativa, può spostare, se ha un telefonino, lo può distanziare un attimo perché ci sono delle interferenze. Grazie mille, purtroppo è il bello della diretta. Diceva, prego. No, stavo dicendo che per la loro natura queste attività sono profondamente colpite dalle misure di distanziamento sociale e di precauzione sanitaria, quindi parliamo di comparti importanti da un punto di vista economico ed occupazionale. Parlare di cultura non significa solamente parlare di un elemento identitario e di crescita appunto culturale delle nostre comunità, ma significa anche parlare di un comparto che dà lavoro, che dà occupazione, che dà prodotto interno lordo. Pensate che circa il 5% del prodotto interno lordo è collegato direttamente al mondo della cultura e il 6% dell'occupazione allo stesso modo. E per non parlare poi di tutto quello che è un indotto fondamentale che è legato al commercio e soprattutto al turismo. Il turismo che è la prima industria del Veneto con oltre 18 miliardi di euro di fatturato. Quindi il Presidente Zaia ha fatto benissimo a sottolineare la crisi di questi settori perché sono settori che possono dare una risposta anche nella fase 2 per fare ripartire un volano che riesca a far sì che tutta la nostra economia riprenda. Corazzari, solo un attimo, chiedo alla regia se c'è ancora il problema perché io lo sento. Sì, molto. Sì, c'è un'interferenza, Assessore. Scusi, il telefonino è ancora nelle vicinanze, possiamo... Lo provo a spostare. Sì, grazie mille, mi scusi, grazie. È il bello della diretta, scusateci. Del resto questi collegamenti Skype ci impongono di vivere questo divario. Sentite ancora problemi? Adesso proviamo. Sentite ancora? Quello che stavo dicendo comunque è Assessore, allora ci fermiamo un attimo, cerchiamo di ristabilire il collegamento con lei. Io intanto manderei in onda, se possibile, chiedo alla regia, manderei in onda, in attesa di ricollegarci con lei, l'appello della Federmoda di Treviso, del comparto della moda di Treviso, del presidente Pomini, che chiede appunto di riaprire il prima possibile i negozi di abbigliamento. Chiedo alla regia se può essere mandato in onda il servizio. Pomini, Federmoda. Il tema è quello ovviamente delle riaperture, non è questo. Lo abbiamo sentito anche dal il numero 13, chiedo alla regia, il servizio numero 13.
Comunque ne abbiamo parlato anche con il sottosegretario all'interno Variati. Il tema è quello del fashion, di un settore che chiede di ripartire in tutta la sua filiera dalla manifattura al commercio. Potrebbero esserci delle indicazioni anche in tal senso. Le prefetture forse nelle prossime ore verranno chiamate ad adottare nuove misure e proprio per questo tra le catene più sofferenti in questo momento ci sono i negozi di abbigliamento che popolano i nostri centri storici. Queste le parole del presidente della Federmoda di Treviso, Pomini. Che differenza c'è tra una brioche, un gelato o un paio di scarpe a questo punto? Me lo dovrebbero spiegare, perché dal punto di vista del rischio sanitario e quant'altro non c'è nessuna differenza. È questa la domanda che i titolari di negozi di abbigliamento si stanno ponendo in queste ore, nella speranza che il loro turno arrivi il prima possibile. Quello che non capiamo è come mai aprono più o meno tutti. Oggi aprono i fioristi, cioè in questi giorni apriranno i fioristi, apriranno le pasticcerie, le gelaterie, perché loro venderanno alla porta, no, il loro prodotto, e io mi sono domandato: ma perché non può fare la stessa cosa la moda? Vuol dire che apriremo la porta e i nostri articoli li venderemo presentandoli direttamente al cliente che è in attesa davanti al nostro negozio. Insomma, la voglia di ripartire dopo settimane di lockdown c'è, così come la disponibilità a trovare qualsiasi soluzione che possa garantire la sicurezza del cliente. Certo, la quotidianità dei negozi nella fase 2 è ancora tutta da decifrare. Se viene provato un maglione, per essere provato il maglione bisogna togliere la mascherina, il maglione entrerà in contatto con naso e bocca. Poi cosa si deve fare? Sì, lo sanifichiamo, ma non sappiamo che cosa si intende per sanificazione di quel maglione. Ci sono alcuni indumenti che sono fatti con dei materiali molto delicati che vanno trattati in modo completamente diversi. Anche per approfondire la questione, la prossima settimana è previsto un tavolo tra gli Spisal e la Federmoda trevigiana. Capire nel merito delle singole operazioni quotidiane quale sarà il miglior comportamento possibile, partendo da un presupposto che forse il 100% non lo si potrà mai ottenere. Però la nostra parte la facciamo fino in fondo. La richiesta per il momento è una sola. Quello che chiediamo è che possibilmente da domani mattina, per chi lo vorrà, così come aprono altre merceologie, possa aprire con le stesse modalità, cioè la consegna alla porta, anche il nostro settore. Ecco, questo è il grido d'allarme dei negozi di abbigliamento. Torniamo a Cristiano Corazzari, all'assessore regionale alla cultura. Corazzari, di nuovo eccoci, stava parlando di un settore che è comunque in ginocchio. La Regione come sta affrontando questa crisi particolare? C'è un tavolo in corso, vi state confrontando con gli operatori, cosa sta succedendo? Assessore, ha spento il microfono probabilmente, può riaccenderlo? Non la sentiamo. Spero abbiamo superato i problemi tecnici. Ecco, prego Assessore. Bene. Sentiamo ancora un po' di fruscio, ma meno, prego. Sottolineo quindi come è opportuna la considerazione del Presidente Zaia, perché parlare di cultura significa parlare di un settore che occupa circa il 6% degli occupati in Veneto e il 5% del prodotto interno lordo, un settore fondamentale per il nostro turismo e per il nostro commercio, ed un settore che può essere anche un grande volano di ripresa in una fase 2. Quindi noi abbiamo posto grande attenzione rispetto a tutto questo mondo, un mondo che oggi necessita di risposte importanti. Gli strumenti e gli ammortizzatori sociali da parte della cassa integrazione in debito, in deroga dello Stato, sono operativi. Naturalmente oggi occorre pensare anche a un nuovo modo di fare spettacolo dal vivo, di fare cultura, di permettere la fruizione dei contenuti dei nostri musei, delle nostre biblioteche, quindi sarà importantissimo ripensare tutto questo comparto e ripensare come la cultura può essere a sostegno di tutto il resto del sistema economico veneto.
Noi abbiamo dei tavoli aperti costantemente con tutti gli operatori del mondo della cultura e aggiungo anche del mondo dello sport, perché anche dietro allo sport c'è un sistema occupazionale ed economico veramente importante, oltre a quello del volontariato legato allo sport e alle tante associazioni. Come Regioni, già nella variazione di bilancio che stiamo portando in questi giorni in Consiglio, diamo dei segnali in questa direzione. Le faccio un esempio, ci sono molte associazioni culturali, sportive, che quest'anno a causa del coronavirus non potranno effettuare le attività che tutti gli anni sono oggetto di contributo da parte della Regione. Ebbene, stiamo promuovendo un progetto di legge che ci permette di dare a tutte queste realtà un aiuto concreto in termini di contributi, non sulle attività svolte, ma sulle spese di funzionamento, per esempio gli affitti, per esempio i costi fissi che queste realtà hanno. Perché è chiaro che in un momento come questo straordinario dobbiamo anche porre in essere delle azioni straordinarie. Quindi Assessore, mi scusi, da questo punto di vista ci saranno dei bandi, cosa possiamo dire quindi alle associazioni? Ci saranno dei contributi diretti per le spese fisse? Possiamo dire che i contributi regionali che sono sempre stati erogati saranno erogati quest'anno non solo a fronte del rendiconto delle spese sostenute per gli eventi e le manifestazioni, ma potranno essere erogati anche a fronte dei costi sostenuti per la vita di queste realtà e quindi per le spese di funzionamento, cosa che prima non era possibile. A questo aggiungiamo il fatto che stiamo anche cercando di riprogrammare tutti i nostri fondi europei per utilizzare anche queste risorse a sostegno del mondo della cultura e dello sport, che sono mondi che hanno una rilevanza economica importantissima. Su questo quindi siamo determinati a far sì che cultura e sport continuino a essere protagonisti insieme alla nostra impresa e insieme al nostro comparto manifatturiero. Le chiedo anche un flash sulla pesca. Lei non è un suo referato, ma lei proviene dal Polesine, so che si sente spesso con le categorie della pesca, è sul territorio. Qual è la situazione, qual è la fotografia del mondo della pesca in generale, ma soprattutto in Polesine, sul Delta? Beh, il comparto della pesca nel Veneto e in Polesine in particolare è importantissimo per le ricadute occupazionali ed economiche. Diciamo che è la prima industria in una provincia prettamente legata al settore primario come il Polesine. Conosceva già situazioni di crisi molto forte a causa di morie che vi sono state nella laguna di Caleri, nella laguna di Marinetta, o situazioni dovute alla mareggiata che hanno riguardato la sacca di Scardovari. Su tutti questi fronti la Regione è intervenuta. Chiaramente oggi il momento è straordinariamente grave anche per la pesca ed è per questo che l'assessore Fan ha chiesto l'istituzione di un fondo straordinario proprio per la pesca, per fare tutte quelle azioni sia in termini di sostegno diretto sia in termini di opere infrastrutturali. Pensiamo alla rivivificazione delle lagune, alla realizzazione delle bocche di porto e quindi la manutenzione e la realizzazione di infrastrutture per permettere anche la navigabilità delle nostre bocche di porto, che sono fondamentali e che possono vedere in questo momento un intervento straordinario, perché la pesca deve potersi risollevare quanto prima, non appena vi sarà la fase 2, perché è un settore che non ha sostituzioni in questo territorio. Se le persone che oggi lavorano nella pesca non trovassero più uno sbocco occupazionale, sarebbero veramente alla disperazione. Assessore, grazie mille, ci sentiamo nei prossimi giorni, cercheremo anche di ripristinare l'audio, sentivamo ancora un po' di sottofondo, di fruscio. La ringrazio, buon lavoro, buona domenica. Grazie a voi, buona domenica. Arrivederci, grazie Assessore. Nel frattempo sono stati diramati i dati di giornata di Regione Veneto con azienda zero. Nelle ultime 24 ore si registrano 80 nuovi casi di contagio. Prego la regia se può mandare in onda la tabella. 80 nuovi casi di contagio, siamo a 9.138 casi totali attualmente positivi. Dall'inizio dell'emergenza quindi i soggetti con tampone positivo sono stati 17.471. Questo significa, calcolatrice alla mano, che siamo a 7.018 soggetti negativizzati, quindi che sono diventati negativi al virus. Scendono, continuano
a scendere, i soggetti in isolamento domiciliare che sono 8.319, se lo ricordate 10 giorni fa, 2 settimane fa parlavamo di 20.000, più di 20.000 soggetti in isolamento domiciliare. 18 invece sono i decessi che si sono registrati nelle strutture ospedaliere del Veneto dalle 8 di ieri mattina alle 8 di questa mattina. Vediamo un attimo se riesco a darvi qualche dato ulteriore. Un decesso al Borgo Roma di Verona, un altro al Borgo Trento, sempre nel veronese, 2 decessi all'ospedale di Belluno, 1 a Venezia, quindi all'ospedale di Venezia Centro Storico, 1 a Dolo. Un altro decesso invece all'ospedale di Sant'Orso, siamo nel Vicentino. Il dato più consistente riguarda invece l'ospedale di Vicenza, il San Bortolo, 3 casi. Altri 3 casi invece nel veronese a Legnago. Poi uno a San Bonifacio e Villafranca che si riconferma maglia nera. Ieri a memoria erano 6 i decessi, oggi sono 4. Questa quindi la situazione. Un decesso si è anche registrato, vedo qui, all'ospedale di comunità Casa di Cura Rizzola di Venezia, in provincia di Venezia. Diminuiscono, questa è la notizia positiva, i posti letto occupati nelle terapie intensive, siamo a 124, meno 5 rispetto a ieri. Vedo però che siamo collegati con Ilaria Marchiori, che si trova all'esterno dell'unità di crisi di Marghera, con Sandro Ponchio. Ilaria, buongiorno a te e a Sandro. Ci puoi fare una sintesi di quello che il Presidente Zaia ha detto nel corso della conferenza stampa odierna? Buongiorno Cristian, buongiorno a tutti i telespettatori, eccoci qui, la conferenza stampa odierna del governatore Zaia si è conclusa da pochissimo. Innanzitutto l'ha aperta dicendo che in questa ultima domenica di aprile lui non ha visto particolari movimenti, non ha visto assembramenti come magari poteva succedere, anche se ovviamente sappiamo che non si può, non ha visto particolare movimento e per questo ringrazia tutti i cittadini, soprattutto per la responsabilità che stanno continuando a dimostrare e a mantenere anche alla luce, no, insomma, di quella che è l'ultima ordinanza che in qualche modo ha allentato un pochino le restrizioni, posto che ha voluto sottolineare per il secondo giorno dopo aver emanato l'ordinanza venerdì che la Regione non ha fatto niente di più di quello che comunque non fosse già previsto dalla DPCM, che quindi volendo spegnere tutte quelle che possono essere state le polemiche di questi 2 giorni, tanto che ha illustrato proprio in apertura di conferenza una serie le disposizioni che sono state date in questa ordinanza, ha voluto far vedere che erano tutte comprese nel DPCM e quello che ha fatto la Regione Veneto e poi anche alcune delle altre regioni. Ora non sto ad indicarvi nuovamente tutte le differenze che ci ha fatto vedere il governatore, perché sicuramente poi le faremo vedere mano a mano nel corso anche della nostra diretta straordinaria, proprio spiegate dal governatore. Quello che è importante è che alle 15 ci sarà un appuntamento, proprio una videoconferenza proprio con il governo, e soprattutto alle 19 ce ne sarà una successiva con tutti i presidenti di regione, il che significa che che questa notte, al più tardi insomma entro le prime ore della giornata di domani, potrebbero proprio arrivare delle novità o un nuovo DPCM, insomma potremmo avere tutti notizie diverse. Naturalmente il governatore prima di lasciare la sala ha detto che non appena succederà, ovviamente noi lo sapremo perché sarà una notizia nazionale, però ce ne renderà immediatamente partecipe con anche quello che è il pensiero della Regione e soprattutto le iniziative della Regione. Detto questo, si è affrontata anche un'altra questione, ovviamente, che riguarda sempre i contenuti, no, delle varie ordinanze e soprattutto del DPCM, ovvero quella che riguarda la possibilità, insomma è consentito, questa proprio è la risposta che ha dato il governo ad una
fa che insomma sul sito poter fare il bagno al mare, purché questo sia nelle vicinanze di casa nei 200 metri. Il governatore gli si è chiesto un commento proprio a questa notizia che oggi insomma la si sta leggendo un po' dappertutto. Ha detto insomma non è che si sia scoperta proprio l'acqua calda, perché alla fine chi abita vicino al mare, dunque anche nei 200 metri, può uscire in quello che è il limite, e dunque è anche abbastanza scontato che possa farsi il bagno al mare. Quello che invece il governatore ha voluto evidenziare è che con questo si dà la possibilità di poi andare al mare, perché si è parlato di quella che è la distanza di 1 metro, no? E quindi poter andare in acqua sempre distanti da 1 metro. Lui, ironizzando, ha detto però sfido chiunque insomma ad andare in acqua anche in condizioni di normalità extra coronavirus e non stare a distanza di 1 metro, no, dagli estranei. In effetti è proprio così. Dunque anche questa notizia, dice, ci fa ben sperare, soprattutto per quella che sarà la riapertura della stagione turistica anche proprio per quanto riguarda il nostro territorio, perché noi di spiagge non ne abbiamo poche, abbiamo sia la zona di Chioggia e quindi sottomarina, sia poi quella del Veneto orientale con Jesolo, certo, Caorle, Bibbione, e dunque lo sappiamo, come sappiamo che il turismo è la prima esatto, industria della nostra regione, e che quindi c'è tutta la volontà, la voglia e anche la necessità di farlo ripartire. In questo senso ha voluto dare proprio dei numeri di perdite di posti di lavoro. Dice ne stiamo perdendo circa 50.000 di posti di lavoro e 35.000 di questi sono legati al settore turistico. Dunque non si sta parlando di poco, i numeri sono alti, i numeri insomma ci sono, li stiamo dicendo ormai già da qualche tempo, e quindi anche in tal senso se si riesce a ripartire bisogna farlo il prima possibile, soprattutto il meglio possibile, rispettandolo, lo ricordiamo, lo ribadiamo come continua a fare lo stesso Presidente, tutte le disposizioni, dunque in primis quella dell'utilizzo della mascherina. E a questo proposito gli è stata rivolta un'altra domanda sull'utilizzo della mascherina, ovvero qualora il governo non imponesse più l'obbligo, la regione che cosa farebbe in tal senso? E il governatore ha detto non lo farà, cioè il governo non lo farà, non toglierà l'obbligo, e questo l'ha detto praticamente certo, con certezza, perché lo sa, insomma loro si parlano quotidianamente, quindi l'obbligo della mascherina ci sarà a partire dal governo, e quindi poi ovviamente di riflesso per tutte le altre regioni. Quindi la mascherina dovrà, come è stato detto più e più volte, essere sempre con noi e far parte della del contenuto delle nostre borse, dei nostri zaini, e non potremo più fare a meno. Questa certo, Ilaria, sarà la prospettiva che attende tutti noi nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Torneremo a collegarci con te e Sandro Ponchio, Ilaria, nel corso del pomeriggio. Dove sarai? Ci puoi dare qualche anticipazione? Allora noi a breve ci sposteremo, visto che abbiamo parlato anche di bagni e stiamo parlando di turismo e di spiagge, ci sposteremo nella zona di Sottomarina per vedere un po' com'è la situazione, per capire soprattutto come si stanno comportando i gestori degli stabilimenti balneari, che le loro paure, i loro timori, e soprattutto come hanno intenzione di organizzarsi per riaprire la stagione, perché sappiamo che insomma soprattutto poi la zona di Sottomarina, la zona quella che è di Chioggia, vive fondamentalmente di turismo. A quest'ora erano già aperti tutti gli stabilimenti anche per le classiche gite domenicali fuori porta, anche in una giornata come questa un po' ventosa, però ci si poteva recare nelle spiagge, nei vari stabilimenti, se non altro per far giocare i bambini in riva al mare, per cui insomma cercheremo di capire un po' com'è la situazione anche in quella zona di spiaggia, in quella zona balneare. Ilaria, grazie mille, grazie e buon lavoro a te e a Sandro Ponchio. Buon lavoro, a dopo. Adesso per noi c'è un momento di pubblicità. A dopo. Di nuovo insieme, di nuovo in diretta straordinaria per raccontarvi questa nuova domenica, questa ennesima domenica di quarantena, per quanto allentata e per quanto si veda un po' la luce in fondo al tunnel, anche se
ormai lo sappiamo, ce lo dicono tutti, dalla Regione al Governo, non sarà un liberi tutti, la fase 2 arriverà, ma sarà molto, molto graduale. Ci sono vari livelli, Governo, Regione. Oggi vi abbiamo fatto sentire come sempre la conferenza stampa di Zaia, ci siamo collegati con il sottosegretario all'interno Variati per capire come si sta muovendo il Governo. Probabilmente il Premier Conte parlerà domani e non stasera come inizialmente sembrava. C'è poi il fronte dei sindaci che chiedono proprio al governo, l'ANCI si è espressa pochi minuti fa, soluzioni inequivocabili e chiarimenti. I sindaci sono alle prese con varie ordinanze di natura nazionale e regionale, sono sempre in trincea e spesso anche un po' nel caos delle singole interpretazioni. Per questo siamo collegati, adesso apriamo una parentesi, con degli amministratori del territorio. Cominciamo da Valdobbiadene, dove in collegamento Skype c'è Tommaso Razzolini, vice sindaco di Valdobbiadene. Buongiorno vice sindaco. Buongiorno a tutti voi. Ecco, cominciamo con il scattare una fotografia a Valdobbiadene. State attuando l'ultima ordinanza regionale del governatore Zaia, i cimiteri sono aperti, come vi siete mossi in queste ultime 48 ore? Ma diciamo che da noi il nostro sindaco fregonese si è già mosso subito, quindi il 24 è uscita l'ordinanza e nel giro di poche ore il sindaco aveva già revocato la chiusura dei cimiteri e quindi oggi e già ieri, insomma, con le dovute precauzioni, quindi con le mascherine, con i guanti, in una situazione di sicurezza è possibile andare a trovare i propri defunti presso il cimitero. Il comune di Valdobbiadene già da subito, già da fine febbraio, aveva adottato delle misure di sicurezza perché avevamo già attivato il COC, avevamo già pianificato tutta una serie di provvedimenti e di messa in sicurezza dei mercati. Avevamo già acquistato alcuni dispositivi di protezione individuale che abbiamo dato poi ai servizi sociali, quindi a chi lavora con le persone del comune, piuttosto che alle forze dell'ordine, alle aziende, alle case di riposo, quindi già da subito abbiamo messo in sicurezza il nostro comune il più possibile. Ecco, quindi diciamo che vi siete adeguati in tempi abbastanza record. Le chiedo però, vice sindaco, voi siete sempre in trincea come amministratori locali. Come vivete le varie ordinanze che si susseguono, i vari decreti? Immagino che spesso i cittadini stessi siano smarriti, spesso chiamano anche noi, chiamano in redazione, le domande sono tante di fronte a più decreti, a più misure di vari livelli istituzionali. Che cosa vede nell'ordinaria applicazione? Ma guardi, io credo che il grande problema è che a volte, quasi spesso, insomma molto spesso in questa emergenza, le notizie si apprendono da canali social prima di canali istituzionali, quindi a volte i sindaci si trovano le ordinanze prima su Facebook e poi arriva tramite PEC. Quindi i cittadini già quando sentono magari la conferenza stampa del nostro Presidente del Consiglio, che dopo magari 2 o 3 giorni arriva anche il decreto, giustamente iniziano a chiedere, quindi iniziano a mandare messaggi, a chiamare gli amministratori locali, ma non solo gli amministratori locali, anche i commercialisti e tutto quello che deriva e che può dare informazione. Però effettivamente finché noi non abbiamo un testo dove c'è scritto nero su bianco cosa si può fare e cosa non si può fare, siamo in difficoltà e non possiamo dare risposte, possiamo presumere, possiamo pensare, però effettivamente una garanzia non la possiamo dare finché non è scritto nero su bianco. Cosa c'è da augurarsi arrivati a questo punto, soprattutto per i piccoli commercianti? Valdobbiadene è un territorio molto ricco, lo sappiamo in questi giorni. Se non ci fosse il coronavirus sarebbe assolutamente preso d'assalto da turisti, gli agriturismi sarebbero pieni, insomma sarebbe tutto un altro ponte, diciamo pure la verità. Cosa c'è da augurarsi a questo punto, Razzolini? Guardi, io la vedo così, credo che questo periodo sarebbe stato veramente un boom esplosivo di turisti e di presenze, quindi
è brutto fare anche il paragone di quello che potrà essere poi la ripartenza nel nostro territorio rispetto a quello che si poteva avere in caso di situazione positiva e di non aver avuto il coronavirus. Credo anche che poi vadano fatte delle riflessioni su dei dati, ovvero noi nel 2019 la Regione Veneto ha avuto 20 milioni abbondanti di turisti, di cui 2/3 stranieri. C'è stata una buona presenza costante nell'alberghiero e c'è stata una crescita molto importante nell'extra-alberghiero. Dati del 2018 ci dicono che il 15% di arrivi di turisti in Italia, comunque il 15% era collegato alla regione Veneto, quindi vuol dire che è una regione importante, con un'industria importante sul turismo. Nell'area UNESCO, e qui mi riferisco alla core zone e alla buffer zone, c'è da dire che se è vero che 1/3 dei turisti nazionali, quindi i turisti italiani, sono nella regione Veneto, il 66% di italiani è nell'area UNESCO, quindi diciamo sarebbe meglio avere i più stranieri. In questa situazione di coronavirus tutto sommato va bene avere in realtà una buona predisposizione di turisti italiani, perché se domani, se a maggio, se a giugno potrà ripartire il turismo, i più avvantaggiati sono proprio i turisti italiani, perché appunto con la possibilità già di muoversi molto limitata, però magari di rimanere all'interno del proprio confine nazionale, di per sé abbiamo una possibilità maggiore. Poi c'è da dire che il turismo straniero è collegato spesso anche a nazioni confinanti, penso all'Austria, penso alla Svizzera, alla Germania o comunque alla Gran Bretagna, quindi anche di nazioni europee, quindi questo è più che positivo. E c'è da dire che l'extra-alberghiero, che di per sé è caratteristico di tutta l'area delle colline di Conegliano Valdobbiadene, comunque ha una visione molto contenuta, cioè noi non siamo un turismo di massa, le nostre colline non hanno. Questo potrebbe essere un elemento di vantaggio in questo momento da qui ai prossimi mesi. Sì. Secondo me sì, dobbiamo essere anche un po' ottimisti, nel senso che dobbiamo anche guardare i lati positivi. È difficile trovare oggi ottimismo e è difficile vedere oggi, per quanto riguarda il turismo, dei lati positivi, perché noi qua già da marzo dovevamo essere pieni di turisti, pieni di persone che venivano a visitare, a degustare il nostro vino, a vedere le nostre colline. Però c'è anche da dire che dobbiamo studiare noi una soluzione affinché portiamo i turisti e li distribuiamo su tutto il nostro territorio. Abbiamo un territorio molto vasto, dalle colline alle montagne, al fiume Piave, penso io, ma anche i punti di interesse, musei, eccetera. Quindi dobbiamo essere noi capaci, visto che da quello che dicono bisogna tenere le distanze di sicurezza, bisogna mettere le mascherine, bisogna mettere i guanti, oggi un turismo di massa sarebbe un problema. Noi invece dobbiamo puntare su un turismo a portata di mano, insomma, quindi dovremmo concentrarci molto sulle famiglie, su un turismo familiare, su un turismo di coppia, perché comunque la famiglia di per sé è già un nucleo, quindi non è che se io mi muovo come famiglia e stando vicino tra di noi rischio di infettarmi, perché già a casa io vivo con il mio nucleo familiare, quindi dovremmo molto pensare a un turismo fatto di famiglie e fatto di coppie. Dovremmo anche cercare di allungare il periodo turistico, trovando degli stratagemmi noi per cercare di potenziare quei periodi dove di solito non abbiamo grosse presenze. Penso a San Valentino, che quest'anno abbiamo iniziato a fare qualcosa, penso a novembre, penso a gennaio, quindi a questi periodi qua. E dovremmo anche noi cercare di creare dei pacchetti vacanza da 2 o 3 giorni, perché c'è una cosa molto importante da dire quest'anno, che tanti hanno già consumato le proprie ferie e tanti non hanno lavorato e quindi non hanno tutta questa possibilità economica. Questo è un aspetto molto reale e che va assolutamente tenuto in considerazione da parte degli operatori. Questa, Razzolini, è la prospettiva da qui alle prossime settimane, da qui ai prossimi mesi per ripartire. Dicevamo, Valdobbiadene è un territorio ricco come tanti territori in Veneto, però c'è l'emergenza attuale, c'è l'emergenza di adesso delle famiglie, tanti suoi colleghi, tanti amministratori parlano di nuove povertà. Una decina di giorni fa il suo sindaco, il sindaco di Valdobbiadene, ha lanciato un appello alle famiglie
di farsi avanti per quanto concerne i buoni spesa, di non vergognarsi. Lo stesso sindaco ha detto: io stesso sono in difficoltà, quindi non abbiate paura, non abbiate remore nel farvi vedere in difficoltà, perché poi ci aiutiamo tra di noi. Com'è questa situazione? Come la sta vivendo da amministratore? Ma allora, noi come comune abbiamo preso in mano un po' la situazione, siamo partiti con la spesa e la farmacia a domicilio, quindi già 40 persone hanno usufruito di questi servizi che abbiamo messo a disposizione tramite i nostri servizi sociali. Abbiamo notato anche un incremento per quanto riguarda poi magari i pasti che vengono portati a casa, proprio perché la gente ha paura e non si vuole muovere, non vuole andare a fare la spesa. Su questo abbiamo anche attivato tramite i nostri commercianti, alla quale ringrazio, e dico a tutti che dovremmo un domani, quando le cose torneranno ad andare bene, a ricordarci di loro, a ricordarci dove andare a fare la spesa e chi dare una mano. Quelli che in questo periodo soprattutto ci hanno dato una mano e si sono fatti vedere, erano in prima linea, quindi non dimentichiamoci di loro. Quindi abbiamo fatto una lista con tutti loro per la consegna a domicilio, e quindi ogni valdobbiadene aveva il proprio riferimento telefonico di chi poteva portare a casa la spesa, che questo è stato un bel servizio molto utilizzato e molto utile. Come buoni spesa abbiamo avuto 170 richieste, di cui 130 siamo riusciti ad accogliere, e abbiamo avuto richieste nuove rispetto comunque alle persone che di solito come servizi sociali seguiamo, quindi anche qui un ottimo lavoro della collega Martina Bertelle a seguire questo. Poi abbiamo portato avanti anche le borse alimentari tramite le associazioni del nostro territorio, l'associazione Domani, anche qui c'è stato un incremento, di solito si dà una borsa appunto a mese, e nel mese di aprile in realtà abbiamo fatto fuori 12 quintali e mezzo di generi alimentari. Su questo poi c'è anche comunque un aiuto da parte. Certo, sono numeri che fanno molto riflettere, Razzolini. Più del doppio rispetto al solito. Ecco, quindi già con questo diciamo assolutamente tutto. Io la ringrazio per il suo intervento, buon lavoro davvero. Grazie mille a tutti voi e buon lavoro. Grazie, arrivederci. Adesso Grazie. Per noi c'è un momento di pubblicità, dopo prosegue il nostro viaggio in Veneto. Di nuovo insieme per la nostra diretta straordinaria. Prima eravamo sui colli del Prosecco nel Trevigiano, adesso prosegue il nostro viaggio virtuale attraverso le bellezze del Veneto, dai colli del Prosecco a quelli euganei o perlomeno nelle immediate vicinanze. Siamo in collegamento Skype con Riccardo Mortandello, che è sindaco di Montegrotto. Buongiorno sindaco. Buongiorno a tutti, grazie di avermi invitato. Sindaco, anche Montegrotto, come Valdobbiadene, come tante zone sui colli del nostro Veneto, in un 25 aprile, in un ponte normale, sarebbe stato preso d'assalto, e invece questo è un ponte diverso. Com'è la situazione a Montegrotto in questi giorni, in queste ore? Beh, la situazione presenta tutte le criticità di tutte le destinazioni turistiche, non solo del Veneto, ma penso anche di tutta Italia. Per noi questa sarebbe altissima stagione, ci troviamo purtroppo con gli alberghi vuoti e con tutto ciò che ruota attorno agli alberghi, le attività commerciali, gli artigiani che soffrono in maniera particolare l'assenza di flussi turistici. Quindi la situazione è veramente critica. È anche difficile costruire degli scenari per come intervenire, quindi delle strategie per intervenire, perché come abbiamo visto gli scenari futuri sono veramente poco certi, e in questo senso ce lo fanno capire anche le varie ordinanze che escono, e tante volte escono senza largo preavviso. Di conseguenza noi fortunatamente abbiamo costituito questa destinazione Terme e Colli Euganei, che raggruppa non solo il comune di Montegrotto Terme, ma tutti i 16 comuni che ruotano attorno alle Terme e ai Colli Euganei, che si sono dotati di un consorzio che si chiama Terme e Colli Marketing, che assieme al Centro Studi Termali Pietro d'Abano e al Gubbioce stanno già studiando dei protocolli e delle strategie da adottare a seconda dello scenario che si presenterà nel futuro. Ovviamente questa è una parte che stanno facendo le amministrazioni comunali, che stanno facendo gli imprenditori, ma è altrettanto vero che non ci può essere, diciamo, un pensiero positivo se per le nostre aziende di ogni ordine e grado non arriva liquidità. In questa fase c'è bisogno di liquidità per sostenere gli impegni economici che si avevano,
e soprattutto per riuscire a strutturarsi per affrontare il futuro. Penso ad esempio ai negozi per quanto riguarda le ipotesi di sanificazione. Insomma, c'è bisogno di liquidità perché mai come adesso le nostre aziende sono in sofferenza e rischiamo veramente di creare una povertà diffusa molto preoccupante. Sindaco, lei parla di liquidità, quindi di contributi a fondo perduto principalmente. Principalmente di contributi a fondo perduto, ovviamente non bisogna mai confondere il contributo a fondo perduto come mero assistenzialismo, perché già prima di questa crisi sicuramente esistevano delle aziende con gravi problemi economici. Ecco, noi non dobbiamo andare a sistemare i problemi che sono stati causati prima di questa crisi, ma attraverso questi fondi dobbiamo aiutare le imprese che funzionavano bene, dobbiamo aiutarle a passare questo periodo critico per fare in modo che continuino a produrre ricchezza per il territorio. Sì, parlo di liquidità a fondo perduto, che ovviamente non significa che lo Stato, il governo, l'Europa o la regione non effettuino dei controlli su come vengono spese queste risorse, però è quanto mai opportuno dare degli strumenti agli imprenditori perché possano affrontare la crisi, altrimenti ci troviamo veramente a una guerra tra poveri, dove le aziende chiedono ai comuni di ridurre le tasse, e noi sappiamo benissimo che anche i comuni hanno dei bilanci che sono già veramente strettissimi per garantire i servizi minimi ai cittadini, e non si esce da un circolo vizioso che crea più danni e incomprensioni. Quindi c'è bisogno veramente della mano forte dello Stato, dell'Europa e anche della Regione per fare in modo che le nostre aziende abbiano nell'immediato liquidità. Sindaco, prima lei parlava della difficoltà nell'attuare determinate ordinanze o decreti, perlomeno faceva riferimento, se non sbaglio, ad un difetto di comunicazione tra istituzioni. Per dirla in parole povere, l'ordinanza regionale adottata venerdì dal Presidente Zaia, per esempio l'ultima di una serie di ordinanze, di provvedimenti regionali governativi, doveva essere concordata in maniera diversa? Doveva essere condivisa con i primi cittadini? Ma allora, premesso che essendo sindaco io amo rispettare gli ordini gerarchici e quindi non voglio assolutamente fare polemica. È altrettanto vero che sta diventando un po' una politica da social network, una politica da conferenze stampa, senza seguire i passaggi istituzionali che sono anche cortesie istituzionali, in modo da mettere nelle condizioni i sindaci di poter provvedere poi ad applicare nella maniera concreta l'ordinanza, sia essa del Presidente del Consiglio dei Ministri, sia essa del Presidente della Regione. In questo senso noi fortunatamente, appunto per questa mia indole un po' al rispetto gerarchico, venerdì abbiamo aperto subito i cimiteri alle ore 15 perché fortunatamente siamo strutturati. C'è da dire che però in tante circostanze non riusciamo a rispondere alle domande, soprattutto di tanti commercianti, alla luce di una ordinanza che ci siamo trovati a studiare assieme agli uffici, assieme all'assessore, assieme a chi è competente solo in questi giorni. Quindi sì, servirebbe un po' più di condivisione e bisognerebbe un po' evitare questa politica degli annunci sui social network e in televisione che poi mette in difficoltà i sindaci, che sono l'interfaccia tra i cittadini e le istituzioni. In questo senso assolutamente sì, bisogna cambiare registro e un po' rivedere anche i rapporti istituzionali che sono fondamentali per il corretto funzionamento della società e delle imprese. Mette in difficoltà i sindaci e anche di fatto le forze dell'ordine, polizia locale. Sì, con una differenza che i sindaci interpretano un ruolo politico e quindi bene o male dicono tutto quello che gli passa per la testa, mentre le forze dell'ordine, essendo forze di polizia, rispettano in maniera molto rigorosa il servizio che fanno, quindi non si scende in polemiche sterili. In questo senso anche noi come città di Montegrotto Terme abbiamo capito che è inutile polemizzare in un momento in cui c'è tantissima difficoltà da parte di tutti, però alcune puntualizzazioni secondo me è corretto farle, perché non possiamo essere noi sindaci messi sempre alla berlina per quanto riguarda ogni singolo problema che deriva fondamentalmente da scelte che prendono gli organi sopra di noi, penso alla Regione e penso al Presidente del Consiglio dei Ministri. Quindi sì, serve rivedere un po' il rapporto istituzionale, non tanto per far fare bella figura al sindaco, ma proprio perché bisogna attuare nella migliore maniera possibile tutto ciò che è deciso
in maniera sovraordinata. Tra l'altro leggo insieme a lei la nota arrivata poco fa dall'ANCI, che è di fatto una lettera aperta al governo. Noi sindaci fin dall'inizio di questa emergenza abbiamo garantito collaborazione al governo con senso di responsabilità in un sincero spirito di solidarietà tra istituzioni che riteniamo doveroso. Oggi, confermando la nostra leale collaborazione, rivendichiamo alcune misure che riteniamo indispensabili per avviare la fase 2 per una ripartenza vera, e lo facciamo con la nostra abituale concretezza. Segue una serie di rivendicazioni a partire proprio da quello che diceva lei prima, liquidità che può essere per le casse comunali ma anche per le imprese che poi comunque bussano molto spesso, soprattutto i piccoli commercianti, alle porte del municipio. Ecco, da questo punto di vista state riscontrando tante richieste di aiuto tra i piccoli commercianti, le partite IVA, le famiglie? Allora, fondamentalmente il Comune di Montegrotto Terme già da 2 anni si è dotato del cosiddetto banco alimentare, che va in soccorso dei casi sociali più importanti, ossia quelle persone e quei nuclei familiari che non riescono ad arrivare a fine mese e non riescono nemmeno a farsi la spesa. Quindi eravamo molto strutturati per andare incontro a queste esigenze. Ovviamente adesso il banco alimentare si è implementato, perché con 5.000 famiglie legate al mondo del turismo come lavoro abbiamo avuto veramente molte richieste di aiuto, anche grazie al contributo del governo che è arrivato per i buoni spesa. Quindi ci siamo attivati in collaborazione con i piccoli negozi di vicinato e con i 2 supermercati che abbiamo a Montegrotto, appunto per garantire a tutti la spesa, per garantire a tutti il cibo, perché se non vengono soddisfatti i bisogni primari non si possono avere ambizioni. Anche con le aziende, con le imprese e soprattutto con le strutture alberghiere si stanno facendo delle grosse riflessioni. Per quanto riguarda i commercianti, finalmente sta partendo il distretto del commercio, che riguarda non solo il comune di Montegrotto Terme, ma riguarda anche il comune di Abano e il comune di Battaglia. Questo per dire che anche nelle strategie i singoli comuni devono capire che sono le aggregazioni, quelle concrete, che portano i risultati, perché sarebbe controproducente che ogni comune individuasse la sua piccola strategia, che magari poi va a cozzare con una strategia di territorio. In questo senso noi l'abbiamo fatto da un punto di vista turistico, e avete visto che insomma esiste già un protocollo per fare in modo che i clienti possano tornare nei nostri alberghi, e in questo senso lo stiamo facendo anche per quanto riguarda i commercianti che vivono, come ben si sa e come anche prima di questa crisi, vivono dei momenti di difficoltà dovuti al cambiamento del mercato, alla nuova interpretazione delle fasi d'acquisto che avvengono principalmente via internet. Quindi le istituzioni sono al fianco di tutti gli imprenditori e sono al fianco, soprattutto nella zona Terme e Colli Euganei a Montegrotto Terme, di chi genera ricchezza e poi la riversa sul territorio, perché solo così riusciamo a vincere le sfide. Sindaco, ovviamente adesso... Sì, un ultimo flash, prego, siamo addirittura... Sì, ovviamente adesso, finché non arrivano liquidità, io non sono assolutamente positivo nel pensare il futuro. Il 60% della clientela delle Terme ai Colli Euganei è italiana, ma è altrettanto vero che finché non c'è certezza sui decreti che verranno, non riusciremo neanche a capire chi potrà venire, chi non potrà venire. E non voglio neanche parlare, per quanto riguarda quel 40%, lo zoccolo duro di turisti che vengono da tutta Europa e da tutto il mondo, perché anche lì i livelli di criticità, i livelli di indeterminazione sono elevati. Quindi per costruire una strategia serve uno scenario certo, e le istituzioni di ogni ordine e grado devono permettere a noi amministratori locali e soprattutto agli imprenditori di avere uno scenario certo, altrimenti si rischia di parlare tanto e lavorare tanto per poi vedere sacrificato e vanificato tutto il lavoro. Sindaco, la ringrazio. Intanto vedevamo alcune immagini di repertorio di Montegrotto, Abano, della zona termale, e ovviamente la voglia di vacanza diventa sempre più pressante, e quindi speriamo Vi aspetteremo sempre a braccia aperte. Ecco, di rivedere di nuovo quelle vie, quelle piazze, quegli alberghi riempirsi. Insomma, questa è la speranza di tutti quanti noi. Sindaco Mortandello, grazie e buon lavoro, alla prossima. Grazie a voi, buona trasmissione, in bocca al lupo a tutti. Ciao. Crepi. Per noi c'è la pubblicità, dopo.
Ultima parte della nostra diretta straordinaria, almeno per questa mattina, il primo pomeriggio. Ci colleghiamo telefonicamente con Lorenzo Maier da Venezia. Siamo stati in ogni angolo del Veneto, ritorniamo in quella Venezia dove questa mattina è risuonato forte ancora una volta il messaggio del patriarca Moraglia. Buongiorno Lorenzo. Buongiorno a tutti voi. Io partirei proprio dall'omelia di questa mattina del patriarca Moraglia. Che cosa ci puoi dire? Sì, è stata un'omelia molto importante, anzitutto per il luogo che il patriarca ha voluto scegliere per celebrare l'Eucaristia in questa domenica di Pasqua, terza domenica di Pasqua, ovvero un monastero di clausura della città di Venezia. E l'omelia è stata incentrata molto sul significato teologico anche della preghiera, appunto per la cornice in cui è stata celebrata l'Eucaristia, l'importanza della preghiera, ma soprattutto direi che sono risuonate forte per 2 volte le parole del patriarca, che ha auspicato appunto per 2 volte che al più presto possono essere riaperte le chiese. Ecco, lo aveva già detto nelle scorse settimane. È tornato ancora una volta a dire che c'è bisogno, c'è necessità per tutti i fedeli, attraverso anche il pensiero dei vescovi, di poter tornare a una vita normale anche accostandosi ai sacramenti. È chiaro che queste parole, come ha detto il patriarca, sono state così la voce un po' di tutti i vescovi del nord-est del Triveneto, che attraverso le parole di Monsignor Moraglia, che ricordiamo il presidente della conferenza episcopale Triveneto della CEI, hanno voluto fare questo richiamo alle istituzioni. Ecco. Quindi in un momento in cui tutti parlano di riapertura, anche il mondo della Chiesa vuole aprirci a questa fase 2 sostanzialmente. Sì, Cristian, e su questo ci sarà anche un dibattito un po' anche operativo che ci accompagnerà anche nelle prossime settimane, nel senso che così, andando un po' per intuizione, penso che fino alla prossima domenica del 3 maggio non ci saranno aperture delle chiese. Dopodiché, se si immaginerà una riapertura delle chiese, non sarà certamente una riapertura come avveniva prima del coronavirus, per cui anche su questo ci sarà da studiare un po' come eventualmente si potranno aprire le celebrazioni, perché è comunque impensabile che ci possano essere chiese con centinaia di persone, quindi probabilmente si dovrà puntare su assemblee molto più ristrette, studiare una metodologia di accesso per i fedeli, e sappiamo anche che c'è una crisi importante delle vocazioni, quindi i sacerdoti sono in numero ristretto e quindi anche le messe non sono a tutte le ore, ecco, per cui si aprirà veramente un dibattito, un confronto sul quale Monsignor Moraglia, possiamo dire, di questo si sta già confrontando con i suoi confratelli del nord-est, per capire proprio come fare, come poter garantire una riapertura pur parziale magari dell'Eucaristia, ecco, delle messe di sacramento. Lorenzo, ti chiedo in ultima battuta un flash, parliamo di tutt'altro, parliamo di turismo. Tu sei un profondo conoscitore del Lido di Venezia, ne abbiamo parlato tante volte. Come si sta organizzando, come ci si sta organizzando per la stagione turistica? Hai qualche aggiornamento in flash? Anzitutto si sta cercando di preparare la spiaggia nel migliore dei modi, e questo comporta delle operazioni di manutenzione ordinaria che solitamente partono a febbraio, quindi il fatto che ci sia stato questo blocco comporta adesso una corsa contro il tempo. Poi si spera dal 4 di maggio di poter aprire in qualche modo, penso anzitutto soprattutto da giugno in avanti, avendo forse il piccolo vantaggio che le spiagge del Lido di Venezia non sono come quelle di Jesolo, dove ci sono centinaia di migliaia di persone, c'è comunque una clientela che è costituita in gran parte dei residenti dei veneziani, quindi forse
si potrà contingentare e organizzare in modo più chiaro e più, più tranquillo, però tutto è lo studio al momento. Lorenzo, ti ringrazio per questo aggiornamento, grazie, buon lavoro. Grazie a voi. Grazie a Lorenzo Maier che ci ha aggiornato da Venezia sia sul fronte religioso, l'omelia del patriarca Moralia che vi abbiamo trasmesso questa mattina in diretta, sia su quello profano, turistico, ma che tanta importanza ha per tutti, a cominciare proprio dal mondo economico. Ci fermiamo qui per quanto concerne questa prima parte di diretta straordinaria, ritorniamo in studio in diretta alle 17:30. Vi ringrazio per l'attenzione, buon proseguimento.